parte anche questo mercoledì 11 giugno, si parte, ma si arriverà, si ritornerà. Questo è un grande problema che abbiamo tutti noi, specialmente adesso che si apre la stagione turistica, le vacanze. Il problema è il problema dei motociclisti. Anche domenica, purtroppo, vicino al lago di Garda, una coppia di 42-43 anni non ce l'ha fatta, morti tutti e due in motocicletta. Allora io mi domando se è giunta l'ora che veramente questa politica, specialmente la politica europea, decida di mettere il bleg obbligatorio ai motociclisti. Noi assieme ai familiari italiani, all'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, ci abbiamo messo del nostro, compresa la sottoscritta, con tutte le associazioni di genitori che hanno perso i loro figli, che si sono rimboccati le maniche perché questo non avvenga più. E come può non avvenire? Veramente mettendo questo strumento, che abbiamo la fortuna di avere, la tecnologia ha fatto passi da gigante, per vedere se riusciamo a fermare queste vittime e il dolore che non passerà mai di tantissime famiglie. Andiamo a vedere video airbag per motociclette e poi presento gli ospiti. E presento subito Paolo Borchia, europarlamentare, è collegato con noi da Bruxelles. Grazie Borchia di essere qui, perché speriamo che tutti quanti unite le forze, indipendentemente dal colore politico, così almeno dicono gli europarlamentari che ho invitato, perché non si possono più veramente assistere a queste scene strazianti di persone che, perché non hanno questo airbag addosso a loro, perché non è nella motocicletta, non riescono a salvare la vita. Perciò grazie di essere qui, ne parleremo questa mattina. Grazie a voi, buongiorno a chi ci segue da casa. Grazie Borchia, buongiorno anche a lei, veramente grazie. Saluto anche l'avvocato Rodolfo Nesci, consulente giuridico, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, collegato con noi da Messina. Grazie avvocato, speriamo che il collegamento tenga, perché mi collego con l'America, con l'Australia, in Italia non sono buona a collegarmi, avvocato, non so cosa succede, ma funziona così, neppure sul Montello che è a 2 passi da noi. Ma andiamo avanti. E saluto anche Domenico Presti, sindaco di Arcade, Fratelli d'Italia, grazie anche al sindaco Presti di essere qui. Allora, buongiorno a tutti, grazie. Onorevole Borchia, cosa ne pensa? La Spagna ha fatto un passo in avanti come sempre, è obbligatorio questo airbag per i motociclisti, ma soprattutto se c'è la volontà politica di unire le forze, ecco quello che stiamo cercando di fare noi, grazie anche a voi, al vostro interessamento, senza guardare il colore politico, ma guardare veramente il bene della comunità anche europea, perché gli incidenti cadono dappertutto. Cosa ne pensa, onorevole? Volevo sapere se aveva visto questo video, le firme che abbiamo raccolto con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Abbiamo superato le 60.000 firme. Prego Borchia. Guardi, innanzitutto rinnovo il ringraziamento per l'invito. A proposito di questa battaglia, io sono abituato che quando si cerca di politicizzare eccessivamente un'iniziativa politica, poi questa iniziativa è destinata a triste fine, perché serve unire le forze, servono i numeri per arrivare alle riforme, per approvare percorsi nuovi, per cui tutto quello, ripeto, tutto quello che può aiutare
a salvaguardare vite umane, a salvarne, a proteggerle, è benvenuto. Già dall'anno scorso, io entrando in contatto con alcune associazioni di motociclisti, ho avuto modo di iniziare un percorso a livello di Unione Europea per sensibilizzare alla riforma della costruzione dei guardrail in modo che questi siano meno pericolosi, meno impattanti in caso di caduta dei motociclisti. Per quanto riguarda il tema dell'airbag, come abbiamo visto dal rendering che è stato mostrato prima, chiaramente è un tema molto molto innovativo, come tutti i temi innovativi, però purtroppo servono tempi purtroppo lunghi e tempi lunghi, tempo da perdere. Quando si tratta di salvare vite umane non ne abbiamo. Poi va anche riconosciuto che, insomma, con tutto l'impegno possibile, però Bruxelles, l'Unione Europea, le direzioni generali della Commissione Europea iniziano ad essere un apparato burocratico abbastanza legnoso, per cui quando si cerca di inserire un qualcosa di nuovo poi è normale purtroppo che i tempi siano lunghi, però io sono abituato che se non si comincia un percorso poi alla fine non ci si arriva mai, per cui adesso abbiamo messo un primo mattoncino, avanti con gli altri. Sentiamo l'avvocato Rodolfo Nesci, consulente giuridico, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, cosa ne pensa? Prego, avvocato. Non la sentiamo, avvocato, voce? Avvocato, mi sente? Sì, mi Allora, in attesa del collegamento, che come immaginavo è così, andiamo dal sindaco Presti, visto che lui è stato uno dei primi promotori per la raccolta firme anche nel suo comune, perché ha capito l'importanza di questa raccolta di firme e soprattutto salvare le vite. Ma come? La tecnologia c'è, abbiamo fatto passi da gigante, come dice l'onorevole Borchia, c'è una burocrazia, ma il Ponte Morandi ha dimostrato che se si vuole il bene della comunità la burocrazia si supera. Cosa ne pensa Presti? Beh, guardi, io ho avuto, intanto sono stato anch'io per anni, ho avuto una motocicletta e il punto è che, come parlavo anche qualche giorno fa, che anche un mio assessore a una moto, quando tu sei in moto l'automobilista non ha cognizione della velocità che tu tieni, quindi nel momento in cui ti stai avvicinando a un'autovettura, la velocità che hai è elevata, molte volte, molto spesso è elevata, o anche se non lo è, non ha contezza l'automobilista del mezzo che si avvicina e quindi gli taglia la strada. Nel momento in cui taglia la strada e va a collidere, vediamo che molte volte comunque la gente ci rimette la vita. E il problema dell'airbag, perché io ho subito accettato l'invito dell'associazione, perché è un problema comunque che è reale, cioè è un problema comunque che miete ogni anno. Adesso, quando arriverà qui adesso la stagione estiva, entrerà nel vivo, avremo un sacco di vittime. Per questo discorso che sto facendo adesso, il mezzo motociclista è piccolina come sagoma, quando la velocità comunque, anche se fosse una velocità regolare, purtroppo comunque c'è il problema che le macchine tagliano la strada molto spesso, oppure a volte anche la manovra spericolata del motociclista, che comunque può portare comunque anche ad uscire di strada, a impattare con guardare, come diceva l'onorevole prima, e quindi lasciarci la vita, oppure ancora a battere comunque anche con il capo, anche con il corpo in alcuni punti, comunque dopo uno ci lascia comunque, appunto, comunque le penne, come si suol dire. Quindi per me l'airbag, Mirella, è una cosa che dovrebbe già essere già in vigore. Abbiamo già perso vite, stiamo già perdendo vite ogni momento che passa, quindi credo l'Europa purtroppo si dimostra sempre di più di essere un carrozzone burocratico, e cala delle direttive o delle norme che a volte sono molto farraginose e che non hanno poi un'utilità all'interno comunque degli stati dove vengono poi applicate, e non si occupa invece di problemi reali, di salvare appunto comunque la vita alle persone, perché molti poi abbiamo quelli che purtroppo perdono la vita, ma molte di loro, molti motociclisti purtroppo rimangono invalidi. Quindi anche questo è un altro aspetto. Anche qui abbiamo un costo sociale elevatissimo. Quindi, come dico, ma come fa la politica a non ascoltare e non a occuparsi di quelli che sono i bisogni e il benessere delle loro comunità? Ecco, questa Europa a che cosa serve, onorevole?
Onorevole Borchia, anche perché è appena passato il decreto sicurezza, a detta di questa associazione importantissima che rappresenta appunto tutti i familiari, doveva essere inserita. Loro avevano fatto veramente un cartello importantissimo, anzi colgo l'occasione per salutare la Presidente Giuseppina Cassaniti, questa donna che sta combattendo con tutte le sue forze per far capire l'importanza di questi mezzi, che come ha detto lei ce ne sono parecchi. Prego Borchia. Oddio, purtroppo sappiamo che i governi di coalizione hanno sensibilità diverse, non si tratta di un grande partito unico al comando, ce ne sono in questo caso 4, considerando anche le componenti più piccole che poi devono trovare una sintesi, però insomma io sono fiducioso che chiaramente l'obiettivo era quello che questo passaggio fosse quello buono per inserire questa norma. Non è stato possibile, si lavora per trovare delle altre finestre, poi spiace perché si perde del tempo, però chiaramente non tutti, purtroppo per fortuna dipende dai casi, la pensiamo allo stesso modo. Guardi onorevole, la ringrazio per questa apertura che sta facendo. Ha detto non è passato ma possiamo aprire un'altra finestra, anche perché io gli europarlamentari che ho avuto, da Elena Donazzan a Flavio Tosi alla Guarda, tutti hanno detto dobbiamo unire le forze, non guardare la politica ma cercare di salvare le vite, e anche come dice Domenico Presti, non solo salvare le vite ma non finire in sedia a rotelle, che penso sia una cosa terribile, non alzarsi più con le proprie gambe. Allora abbiamo avvocato Nesci, adesso ci sente avvocato? Sì, vi sento perfettamente, spero che mi sentiate bene anche voi. Prego avvocato. Niente, come già è stato accennato, il problema della sicurezza stradale è un problema che va affrontato globalmente, indipendentemente da quelle che possono essere le ideologie politiche. È un problema che, appunto, come fate bene voi, va tenuto sempre viva l'attenzione su questo problema. Quindi benissimo, appunto, quando se ne occupa il Parlamento europeo con i nostri rappresentanti a livello europeo, va benissimo quando se ne occupano le emittenti locali, e va benissimo quando se ne occupa il nostro governo, ma è un problema che deve essere affrontato in maniera globale, perché la salvaguardia della vita umana è un problema che riguarda tutti, nessuno escluso. Sì, il problema, come diceva poc'anzi chi mi ha preceduto, un governo di coalizione può avere delle difficoltà per coordinarsi su questi punti, ma io penso che è un problema che va affrontato indipendentemente dalle ideologie, va affrontato da tutti. E fate bene voi a coinvolgere i nostri europarlamentari, perché in questo modo si coinvolgono anche gli europarlamentari delle altre nazioni. E questo è fondamentale. Allora abbiamo Rinaldo in linea, se non mi cade la linea. Vai Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Il problema che state cercando di risolvere, ti è tanto che ti va avanti, è un problema importantissimo. E dovrebbe avere è a priorità, perché anche del lato diciamo che chi che non vuole che resta invalidi è un costo per l'Italia. E ora dando questi aid ti sparano i caffè, perché tutti quelli che restano invalidi perché ha bisogno di cura, di robe, giustamente bisogna curarli, li stai sparare. E dopo anche se ti gradi di salvare 2 vite è sempre importante. Il problema è che questo è un problema che ha la priorità davanti a tanti altri, e ora bisogna darla. E la politica, non tutta, però alla quanti che ne siano politici di buona volontà che si mettono in mezzo per fare queste robe. Tra i politici, questo che porta voti, che porta simpatia, come fa queste robe qua, perché sono robe che riguardano il pubblico, ti ha capito? E ora, da fare queste robe qua, queste che dà visibilità anche politicamente, e bravura e competenza, perché quando sei a riuscire a fare una roba del genere, è come che facessi un miracolo. Cara Mirella, ti saluto
Buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo per il supporto che mi dai e dai anche all'associazione familiari. Se pensate che sono tutti i genitori che hanno perso i loro cari, guardate che è da brividi. Io lo ricordo sempre, onorevole Borchia, a Natale quando abbiamo fatto questa associazione soprattutto familiari vittime della strada, ma abbiamo raggruppato le associazioni che adesso ripeteremo a luglio, dal 10 al 13 luglio abbiamo creato il villaggio delle associazioni, onorevole Borchia. Sono più di 120 associazioni che partecipano, che si sentono escluse da quella che è la quotidianità perché non fanno parte dei cerchi magici, non riescono ad arrivare ai tavoli dove veramente si possa dialogare, e sì che abbiamo degli strumenti per fare questo, ma purtroppo funziona così. Anche qua la politica dovrebbe rivedere, ecco, vedere veramente chi si sta battendo realmente, sta portando avanti dei temi veramente importanti. Non si può continuare così, perché se 120 associazioni hanno deciso di unirsi per dare una risposta alla politica, per dire guardate che ci siamo anche noi, e guardi veramente sono associazioni che sono tutto il giorno sul campo, onorevole Borchia, ma si rende conto che noi del mondo del volontariato giriamo col notaio e paghiamo per fare i volontari dopo tutto quello che abbiamo aiutato anche durante la pandemia? Abbiamo una burocrazia che ci sta soffocando e sta soffocando veramente quello che è veramente il massimo del volontariato. Ma cosa sta succedendo, onorevole Borchia? Anche qui l'Europa dovrebbe battere un colpo e far capire che non può nascere un'associazione ogni giorno. Noi dobbiamo capire chi siamo, cosa facciamo e come possiamo aiutare, non che tutti fanno tutto un gran caglierone. Cosa ne pensa, onorevole, indipendentemente dall'Europa? Ma lei, ecco, è stato eletto anche qua in Italia da noi, perciò penso che anche lei interessi il mondo del volontariato. Prego. Ma ci mancherebbe, ma guardi, il mio rapporto, racconto un aneddoto, il mio rapporto con il mondo dell'associazionismo legato alla sensibilizzazione e alla prevenzione degli incidenti stradali è iniziato, guardi, in maniera anche molto casuale, perché un amico mi aveva presentato il presidente di un'associazione, sono stato a trovarlo, ho visto un clima di grande entusiasmo, ho visto tanta gente che aveva voglia di fare. Ci siamo scambiati il numero di telefono, io ho cominciato a partecipare alle manifestazioni di questa associazione e naturalmente partecipando agli eventi si conoscono le persone, ma soprattutto si ascoltano le storie della gente, si ascoltano le problematiche e dopo soprattutto si capisce che dietro l'associazionismo c'è un mondo che dedica quanto di più prezioso che abbiamo, il nostro tempo, per delle cause che sono delle cause molto concrete. Poi il rischio è sempre quello di pensare che determinate problematiche tocchino altri e quindi di girarsi dall'altra parte. È per questo che io credo tanto nella politica territoriale, perché a volte magari allo sguardo più distratto può sembrare che magari il politico gira le sagre, taglia i nastri, però una volta che viene scattata la foto con il taglio del nastro, poi si apre un mondo di dialogo, di idee, di proposte. Poi oggettivamente non tutte le proposte riescono ad essere portate avanti, riescono a trovare concretezza, riescono a trovare una conclusione. Però nel momento in cui il dialogo col territorio, con l'associazionismo, anche con gli amministratori locali, che sono i rappresentanti maggiormente di prossimità, è un dialogo che funziona, è un dialogo costante, poi quotidianamente, nonostante Bruxelles sia un contesto dove a volte qualcuno tende un pochino ad allontanarsi dalla realtà, poi il fatto di frequentare il territorio, di ascoltarlo, poi aiuta a restare con i piedi per terra, aiuta a capire quelle che sono le problematiche che la gente si aspetta che risolviamo nella quotidianità. Poi bisogna essere onesti, nessuno ha la bacchetta magica, a me non piace fare promesse, io ho sempre cercato di fare una comunicazione magari minimal, però basata sui risultati anziché sulle promesse, e soprattutto una volta passata la scadenza elettorale non bisogna sparire, perché i problemi restano e serve qualcuno che li ascolti e che sappia portarli avanti. Giulia, vai Giulia. Sì, Mirella, ciao, buongiorno Ciao. a tutti, Buongiorno. anche ai tuoi ospiti che hai là in presenza. Mi perdonerai, Mirella, con tutto il rispetto che ho per le vittime della strada, però io, Mirella, se col tuo permesso vorrei parlare delle vittime della fame, Mirella.
guarda, ti ho chiamata anche perché avevo paura di non prendere la linea. Non ho mai viste cose atroci come ieri sera dalla carta bianca, Mirella. Le ha fatte vedere tardi, ma sono stata su a vedere. Visto che hai l'onorevole là che è in Europa, è il sindaco Presti là, che è di Fratelli d'Italia, che ieri sera c'era proprio un ministro di Fratelli d'Italia, ha insultato le 300.000 persone che hanno manifestato per Gaza, di fermare l'assassino israeliano. Hanno fatto vedere i scheletri dei bambini, Mirella, quei bambini sono già morti. Come si fa a recuperare quei bambini? Quello è un genocidio. Ha ragione il signor Leone, speriamo che chiami anche dopo a dirlo. Io sono andata a letto stanotte, non ho mai dormito, sono venuta su stamattina tutta agitata perché non si possono più sopportare robe del genere. Dica all'onorevole che parli là in Europa di fermare quell'assassino atroce, atrocità, Mirella, scheletri di bambini. E vorrei sentire dalla Presidente del Consiglio che è andata a farsi fotografare al seggio che dicesse: sono una mamma, sono cristiana, sono italiana, come fa a guardare sua figlia negli occhi quando sa che succedono tutte quelle atrocità là? Deve parlare, deve dire con chi sta, deve dire qualcosa. Scusami Mirella, ma ho dovuto farlo perché sono tutta agitata. Ieri ti ho detto che sto bene, però non posso più sopportare a vedere cose del genere. Bambini scheletriti con le ossa fuori che dicono che hanno fame. Grazie Giulia, grazie della telefonata, calmati un pochino perché sai che non ti fa bene arrabbiarti, è un'indignazione che veramente sta salendo un po' a tutti. Io penso che nessuno guardi queste immagini e si senta veramente tranquillo e beato, forse non riesce neppure a guardare, come dice Giulia, certe immagini. Vedi cara Giulia, il problema è che c'è una guerra, io lo dico sempre, qualcuno mi ha detto: e cosa parli di guerra? Che io vivo quotidianamente. Non sarà quella guerra, ma è sempre una guerra. È presente la bambina che è stata soffocata nel parco di Roma? È presente questa mamma? Allora capisci Giulia che non è che dobbiamo fare tanta strada per inorridire, e qui la colpa è di tutta la società, perché purtroppo ci giriamo dall'altra parte Giulia, ormai sono numeri che passano, non sono più persone. Se noi vedessimo le persone come tu stai dicendo, perché non sono numeri, sono creature, forse ragioneremmo diversamente, però hai capito che c'è un qualcosa che va sopra di noi, che veramente decide all'improvviso, noi cerchiamo di salvare le vite, qualcuno schiaccia un bottone e cade il missile sull'ospedale, sulla scuola, sulla piazza. Onorevole Borchia, capisce questa diversamente giovane che ha chiamato l'indignazione perché i nostri anziani, i diversamente giovani come li chiamo io, onorevole, hanno visto le guerre e sanno cosa vuol dire, hanno toccato le bombe con le mani, sanno cosa vuol dire quando cade la bomba, hanno visto il fuoco, hanno visto i morti. Prego onorevole, lei è giovane, cosa si aspetta? Perché la carriera politica vuol dire anche avere una certa sensibilità, una certa etica e rispetto del prossimo. Tutto. Prego onorevole. La ringrazio per il giovane, è arrivato con un relativamente giovane, ma adesso al di là di questo penso che nessuno di noi sia indifferente riguardo a quanto sta succedendo a Gaza. Bisogna anche non essere indifferenti agli altri conflitti, perché oggettivamente ci sono alcuni conflitti che vediamo tutti i giorni in televisione, ci sono altri conflitti che invece non vediamo mai, alcuni proprio non li conosciamo, ma la sofferenza è la stessa, lo spazio che i giornali, i telegiornali e le televisioni danno è un altro spazio. Poi noi sappiamo quali sono state le conseguenze del 7 ottobre su Israele. Per Israele di sicuro quella che è stata la reazione è stata una reazione spropositata. Partiamo dal presupposto che Hamas non è la Palestina non è Hamas, però questa strage deve finire.
deve finire subito perché porta sofferenza, non porta niente di buono e soprattutto dal punto di vista geopolitico non sta portando nessun risultato. È una strage inutile, da parte israeliana credo che si stia gestendo con poca lucidità e quando chi è chiamato a prendere delle decisioni manca di lucidità, io mi spavento, ma questa è una strage che deve finire. Allora, Sindaco Pressi, cosa ne pensa, ecco, di queste persone che sono le nostre mamme, i nostri nonni che si indignano a tanto orrore, a tanta disperazione? Come fai a vedere questi bambini che chiedono un cucchiaio di zuppa che non arriva, anzi vengono massacrati? Capisce che l'orrore non ha confine? Ma questa storia tra Israele e Palestina ormai va avanti io da quando ero bambino, mi ricordo, in bianco e nero in televisione, assistevamo alla guerra tra Israele e la Palestina. E non è mai finita sta cosa perché la parola fine, secondo me, va fatta con il riconoscimento dello Stato palestinese. Ora, che Hamas abbia sì fatto comunque qualcosa di molto grave, ma mi pare insomma, che la misura si stia oltrepassando. Il fatto di vedere morire un sacco di gente di fame o gente che va a prendere da mangiare e viene fucilata, cioè io non so dove stiamo andando, dove sta finendo l'umanità, dove sta finendo comunque il senso dell'uomo, dell'esistenza dell'uomo, qual è il significato per cui l'uomo sta su questa terra, se è quello di uccidersi barbaramente tra di noi, insomma, quello che sta avvenendo è... Io vedo che dopo il Covid già nella società civile siamo cambiati, Mirella, siamo molto cambiati. Penso che abbiamo perso anche un po' tanto senso dell'empatia, un po' di umanità forse l'abbiamo persa, siamo molto individualisti, pensiamo troppo a noi stessi e ci isoliamo e abbiamo perso invece comunque quello che è la cosa importante. Noi siamo animali sociali, noi siamo fatti per stare insieme agli altri, noi siamo fatti comunque per dare quello che abbiamo dentro il cuore agli altri. E mi rivolgo questo alla questione dell'associazionismo, che come diceva Mirella, negli ultimi tempi sta subendo un processo continuo da parte delle autorità, soprattutto comunque europee, dove secondo me, dicevo l'altro giorno a un mio amico che gestisce un'associazione che è legata al CONI, associazione sportiva, che stanno calando delle norme sul territorio per le associazioni che sono dei cappi al collo, stanno facendo in modo che l'associazionismo prima o dopo finirà per non esistere più. Se voi pensate che, come lo sa uno che fa il sindaco, forse non so, i burocrati europei questo lo ignorano, oggi l'80% delle mansioni sociali è devoluto all'associazionismo. Se non ci fosse chi fa volontariato nello sport, nella viabilità, quando ci sono le sagre, in qualsiasi cosa, nell'aiutare il prossimo, trasportare i malati, cioè noi ci affidiamo tutto al volontariato. È il volontariato che muove, almeno io parlo del nostro paese, di questa nazione che si chiama Italia e credo comunque che non sia dissimile in altre nazioni europee. È il volontariato, la spina dorsale dello Stato sociale. E non sono gli stati che mantengono in piedi la macchina, capite? E un sindaco non potrebbe mai, e poi mai da solo, far fronte ai bisogni della sua comunità se non avesse a disposizione la macchina del volontariato. Ed è questa la cosa drammatica che sta avvenendo, Mirella, che stanno calando le leggi, loro fanno di tutta l'erba un fascio. Un conto è avere associazioni che sono società sportive dove c'è il lucro, dove girano milioni di euro e lì ci può stare comunque che c'è anche l'evasione, ci sono comunque situazioni truffaldine, ma laddove c'è a livello basso, a livello basico, dove praticamente abbiamo il volontariato, dove girano pochi spiccioli, che sono poi quelli che fanno la differenza ogni giorno e danno aiuto, come la Mirella, ormai sono anni. Quante famiglie ha aiutato Mirella? Quante ne ha aiutate? Attraverso comunque anche la macchina dei suoi volontari. Se mi viene a mancare questo, caro onorevole, noi siamo spacciati. Abbiamo Maurizio in linea, vai Maurizio. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno ai vostri telespettatori. Volevo semplicemente rispondere a quella signora Giulia tutta agitata che non riusciva nemmeno a dormire
per i morti di Gaza. Allora, qual è la persona che praticamente accetta una simile, diciamo, un simile macello? Nessuno, a meno che non siano delinquenti assassini. E quindi parliamo di Hamas. Quella signora Giulia dimentica che Israele si è messo a fare la guerra contro Gaza e contro la Palestina perché i morti, i bambini, le persone stuprate sono stati quelli di Hamas, che hanno cominciato. Allora, se Putin è un delinquente, un assassino perché ha invaso la Crimea e il Donbass ed è un invasore, bene, anche la Palestina è un invasore, perché non ha mai dato una mano, la popolazione è schierata, va bene, a difesa, va bene, perché Hamas li mette in prima linea e loro accettano. C'è qualche gruppetto che ha cominciato adesso, ricordiamo queste cose, ha cominciato adesso, ma la popolazione vuole liberarsi. Allora, vuole fare la rivoluzione, vuole finalmente dimostrare che a un certo punto vuole il paese libero. Oppure cosa fa? Con le bandierine, fare in giro per le piazze da noi? Beh, aspettiamo che cosa? Di fare la pace come? Con Hamas che arriva con i terroristi a casa di Giulia? Vorrei vedere cosa dice. Se gli vengono qui, gli buttano una bomba, gli mettono una macchina col tritolo sotto casa. Allora cosa direbbe? Ma dobbiamo veramente svegliarci. Le guerre si iniziano perché ci sono dei delinquenti che con il denaro alimentano Hamas e tutte quelle organizzazioni terroristiche. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché quelli vanno in giro 1, 2, 3, va bene, cellule, e vengono anche da noi. Anzi, ci sono già. Aprite gli occhi, ci sono già. Basta guardare un pochino a Giordano quando fa la trasmissione, è un urlatore. No, dimostra che ci sono territori che ormai non sono più nostri. Vi ringrazio, scusate. Allora, Maurizio, abbiamo sentito le riflessioni che ha fatto Maurizio. Quello che io vorrei anche far capire è che bisogna iniziare a parlare anche di pace. E la pace si cerca quando le persone si siedono attorno a un tavolo e capiscono che, come dice l'onorevole Borchia, che è il momento di dire basta. Tutto là. Il problema è vedere chi ha voglia di sedersi attorno a un tavolo, di cosa si vuole discutere, perché se mettiamo sopra il tavolo sempre il business non ne verremo mai fuori. Noi siamo i più grandi produttori di armi, ma lo dicono in pochissimo. Sembra che l'Italia non esiste, invece come esiste? Siamo i più grandi produttori di armi. Detto questo, va anche detto che però ognuno ha le proprie disgrazie in casa e noi questa mattina parliamo di questa disgrazia che è avere un figlio, un fratello, un familiare infermo, perché veramente la politica non si decide a mettere in atto quello che veramente sono gli strumenti per salvare, che è una grande tecnologia. Noi abbiamo la ricerca, la scienza, la ricerca e la tecnologia che hanno fatto veramente passi da gigante. Guardate che è una cosa incredibile in pochi anni dove siamo arrivati. Però bisogna vedere dove vivi, su quale stato vivi, come ci impegnano i soldi, a cosa credi, cosa vuoi e soprattutto capire che il futuro è dei giovani. Se noi perdiamo anche questi giovani, già ne abbiamo pochi, forse perderemo il mondo. Cosa ne dice onorevole Borchia? Guardi, io comincio dalla fine perché in assoluto se lei, Mirella, mi chiedesse quali sono i temi che mi preoccupano di più, io il tema da cui sono più, non dico preoccupato, ma terrorizzato è quello della denatalità. Le ultime cifre sono impietose, 1,18 figli di media per
per donna italiana. Il tasso di sopravvivenza di una popolazione di 2,1, vale a dire se prendiamo 10 donne, affinché la popolazione rimanga su un livello stabile servirebbe che 9 donne avessero 2 figli e la 10ª ne avesse 3. Ecco, con questa media una popolazione si mantiene stabile sui suoi livelli. In Italia siamo a 1,18. Adesso io non vorrei andare fuori tema perché è sempre un esercizio molto antipatico, però se una popolazione non ha un ricambio, se non nascono più bambini, poi diventa impossibile programmare tutto. Per un paese come il nostro diventa impossibile la tenuta dei sistemi pensionistici, diventa impossibile la tenuta dei sistemi sociosanitari, anche perché fortunatamente, questa è una bella notizia, l'età media si sta allungando, questo ripeto è una bella notizia, però contestualmente implica che bisogna fare anche degli altri ragionamenti sui sistemi sociosanitari, perché caspita, se io a 45 anni posso andare dal medico 1 o 2 volte all'anno, quando ne avrò 80 immagino che avrò, come tutti gli amici che ci stanno seguendo, avrò delle esigenze diverse, per cui da questo punto di vista diventa difficile pensare di programmare il futuro, di parlare di giovani quando i giovani saranno delle mosche bianche, saranno poche, per cui io da un lato continuo a pensare che ci sia un grosso problema culturale, perché si pensa alla carriera, si pensa al tempo libero. Insomma, io ho 2 bambini abbastanza piccoli, tempo libero ne ho poco, però la soddisfazione e l'esperienza sono totalmente impagabili. Probabilmente bisognerebbe recuperare un po' di spirito di sacrificio che ha caratterizzato la generazione dei nostri nonni, che ha caratterizzato la generazione che ha tirato le castagne, che ha tirato via le castagne dal fuoco del Veneto e di questo paese dopo la seconda guerra mondiale. Probabilmente adesso manca la fame, la pancia è troppo piena, siamo caduti in una palude di materialismo e di individualismo, e il materialismo e l'individualismo poi fanno pensare soltanto a se stessi, non fanno pensare al fatto che la società ha bisogno di un futuro e il futuro si ottiene soltanto facendo figli. Onorevole, mi dispiace contraddirle in questo, perché vede, io ho un banco alimentare e come me tantissime persone, e stanno aumentando i banchi alimentari perché c'è fame. La gente non riesce più a fare la spesa, neanche lavorando si rimane poveri. Allora capisci che bisogna vedere che fame tu stai vedendo. Io sto vedendo una povertà, e guardi onorevole, mi piacerebbe tanto se lei venisse a Treviso un giorno a visitare il nostro banco solidale. Con piacere. Visto che, ecco, mi farebbe piacere, anche aperto oggi il banco, perché vede, è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia. Lei non ha idea le pene dell'inferno che sto passando proprio con il suo partito, lo dico chiaramente, perché impedisce a queste persone poverette di accedere al banco alimentare con mezzo di trasporto per 10 minuti. Addirittura mi hanno chiesto 80.000 euro per mettere in piedi, rinnovare questo stabile che conosce anche il sindaco Presti perché era consigliere provinciale. Capisce che dal dire e fare c'è di mezzo il mare. Eppure sono là dal 2010, non abbiamo mai rotto le scatole, siamo al freddo, eppure vede, a parole, non dico a lei, sa onorevole, ci mancherebbe, sono tutti bravi, ti danno la pacca sulla spalla. Nella realtà sa che io in 15 anni avrò visto 3 politici che vengono a salutare i volontari, a portare un panettone, a dire grazie, non alla Mirella, ai volontari, onorevole, ma non anche lo dico per fare polemica, per farle capire quanta strada c'è da fare anche all'interno del suo partito, per far capire a qualcuno che stiamo aiutando. Pensi che ho avuto un'associazione di Vicenza che ha detto: adesso Mirella non darò più i quintali, le tonnellate di cibo che distribuiamo, ma li darò in euro per far capire quanto stiamo aiutando. Perché non ci ascoltano, onorevole, con la pacca sulla spalla, noi non ce ne può fregare di meno, noi vogliamo il rispetto per quello che facciamo, onorevole, il rispetto di volontari 80 anni che impediscono di arrivare all'interno. Ma stiamo scherzando, onorevole? Ma cosa capisce che ce n'è da discutere? Ma come me ce ne sono tantissimi che lavorano in grande difficoltà
perché non sei capito, non riescono a capire il bene che tu stai facendo. Sandra, poi andiamo in pubblicità. Vai Sandra. Poi le chiedo una... Ciao, Dopo onorevole, perché sennò mi cade la linea. Vai Sandra. ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io tu sei incommiabile e tutto il tuo staff ormai è una vita che ti seguo e ho visto che non sei vicino a casa mia, se no verrei tutte le volte a darti una mano. A parte questo, mi dispiace per la signora che è una persona anziana, sensibile, è chiaro che questa cosa è rimasta, però io ho visto dei telegiornali, varie trasmissioni, la manifestazione per Gaza, cioè sti cartelli Meloni vergognati. Allora non è che la Meloni ha provocato la guerra, che dopo, a me non piace la Meloni, dunque premetto una cosa, però non è che l'ha provocata lei la guerra a Gaza, cioè fa parte di tutto un contesto europeo e mettiamo il mondo, l'America, che danno manforte agli israeliani. Io ho parlato con degli ebrei che conosco, che sono persone ottime. Non sono d'accordo con Netanyahu, Mirella, è Netanyahu che è andato via di testa, ma al di là di cose molto più grandi di noi, che io non conto niente, penso neanche voi, e di fronte a queste robe di guerra. Io dico solo una cosa, Mirella, che a Padova, parlo della mia città, in un quartiere Sant'Osvaldo, che è come dire da casa mia al centro, la Cella, una signora di 76 anni ha detto a un ragazzo di colore, perché è inutile che andiamo tanto persona, è un ragazzo extracomunitario, gli ha detto non devi andare sul marciapiede perché è stretto e sei in bicicletta. Questo cosa ha fatto? È sceso, l'ha riempita di botte e ha avuto 20 e passa giorni di prognosi. Allora io mi chiedo, cominciamo un po' anche a guardare a casa nostra, Mirella, perché purtroppo le guerre e le armi, io non sono d'accordo di dare le armi, perché le armi vuol dire guerra. Se vuoi fare una pace non devi dare armi né a Zelensky né a questo né all'altro. Io non sono d'accordo. Grazie Alessandra, devo chiudere perché se no non ce la faccio, devo assolutamente andare in pubblicità. Il bilancio dello scontro tra due motociclette nella notte è di 4 feriti, a finire però in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza una donna incinta e un bambino di 10 anni ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Un uomo di 23 anni e uno di 37 invece hanno riportato lesioni meno gravi. L'incidente è avvenuto a Vicenza lungo la Riviera Berica verso la mezzanotte. A stabilire le cause dell'impatto tra le moto gli agenti di polizia locale intervenuti per i rilievi. I fiori, un messaggio, Joe abbracciaci ancora, e il pallone da rugby. 24 ore dopo l'incidente mortale costato la vita a Giovanni Bortoletti, 22enne di Bosco di Rubano. Sono tanti gli amici che hanno voluto lasciare un ricordo del ragazzo. La tragedia è avvenuta in questo punto di via Borromeo tra le frazioni di Sarmeola e Bosco di Rubano nella notte tra sabato e domenica. Giovanni, Joe come lo chiamavano gli amici, o Brotto, l'altro soprannome, stava tornando a casa in sella al suo scooter, con lui anche un compagno di università. Pochi metri ancora e sarebbe stato a casa quando all'improvvisamente con lo scooter è finito contro questo palo dell'illuminazione ed è stato sbalzato violentemente a terra. Nonostante i soccorsi immediati per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. A rilevare e a dare l'allarme di quanto era accaduto un dispositivo di cui era dotato il telefono di Giovanni, che ha rilevato l'urto e ha dato l'allarme ai carabinieri. I primi ad arrivare qui sono stati proprio i carabinieri della stazione di Limena, che hanno chiamato i soccorsi insieme ad un residente di questa via. Dicevamo, per Giovanni però non c'è stato nulla da fare, il suo amico invece è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all'ospedale di Padova. Cosa sia accaduto lo stanno cercando di ricostruire i rilievi dei carabinieri. Quel che è certo è che questa giovane vita è stata spezzata dopo una serata in compagnia degli amici. Studente universitario della facoltà di ingegneria, Giovanni Bortoletti era molto conosciuto
nella frazione di Bosco di Rubano, dove era coordinatore dell'aula studio, presente negli scout, animatore, molto attivo in parrocchia, un ragazzo per bene e molto gentile, come lo ricordano sia dall'amministrazione comunale che dalla parrocchia. Terribile schianto frontale questa notte in strada del Friuli, nessuna speranza per un ragazzo di 21 anni morto sul posto. La tragedia è avvenuta intorno a mezzanotte. Matteo Millo, il nome del giovane motociclista. Il Centauro stava percorrendo la strada in prossimità di una curva poco prima dell'abitato di Contovello, in uscita da Trieste. Il 21enne si è schiantato contro un'auto Fiat Panda con a bordo 2 anziani che proveniva dal senso di marcia opposto. Secondo quanto appreso, il ragazzo, che davanti a sé aveva un'altra motocicletta, avrebbe eseguito una manovra di sorpasso prendendo larga la curva. L'impatto con l'automobile è stato inevitabile e devastante. Il 21enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato malamente sull'asfalto, finendo addosso al guardrail. Anche l'altro giovane motociclista è rimasto coinvolto nell'incidente, ma senza riportare ferite gravi. Lievemente feriti anche i 2 anziani a bordo della Fiat Panda. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica, insieme agli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente e ai vigili del fuoco. Il giovane era in arresto cardiaco, inutili le manovre di rianimazione, troppo gravi i vari traumi riportati al torace, all'addome e alla testa. I medici hanno soccorso anche l'altro Centauro, che non aveva potuto evitare l'impatto con i mezzi che aveva davanti a sé. Il giovane è stato portato all'ospedale di Cattinara in codice verde. Allora, prima di andare dall'avvocato Nesci, se non mi cade la linea, avvocato scusi, ma abbiamo la nostra Giusy in linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo fare una domanda al sindaco dottor Presti. Sindaco, io parto da Dosson di Casier per arrivare a Roncade. Il paese vicino di Roncade si chiama San Cipriano e trovo il cartello scritto San Cipriano, comune di Roncade. Dovrebbe essere scritto frazione perché il comune è a Roncade. Come per Biancade è scritto comune di Roncade. Non capisco perché non mettono a posto questi cartelli, perché dovrebbero scrivere frazione di Roncade, no comune di Roncade. E ho fatto una domanda anche a un vigile e lui candidamente mi ha risposto che non sono loro che scrivono i cartelli. Ma mi dica lei, sindaco, è giusto scrivere San Cipriano comune di Roncade? Il comune è a Roncade, quella è una frazione di Roncade. Chiara, Giusy, devo andare avanti, se no non ce la faccio. Allora, prima di rispondere il sindaco andiamo dall'avvocato Nesci. Allora, avvocato, abbiamo visto questi incidenti, questi morti, queste persone che speriamo ce la facciano a sopravvivere, se sopravviveranno in quali condizioni, perché ormai siamo in chiusura. Cosa vuole dire anche l'onorevole Borchia e come ci saluta? Prego, avvocato. L'audio di nuovo via. Mi senti? Sì, adesso la sento, prego avvocato. Sì, ho fatto una piccola ricerca su quello che è il costo sociale di un incidente stradale e i risultati sono stati sorprendenti. Un incidente stradale ha un costo sociale medio di quasi 2 milioni di euro. Si è calcolato che la mortalità per incidente stradale incide nell'economia di un paese per 18 miliardi di euro, che sono cifre enormi. Quindi anche da questo punto di vista la mortalità per incidente stradale, dal punto di vista economico, deve essere una delle priorità per il governo, per il nostro governo, anche dal punto di vista del del risanamento appunto della nostra economia. Un incidente grave costa 450.000 euro, un incidente grave senza morti. E poc'anzi, quando sentivo il suo intervento, appunto lei molto impegnata nell'associazionismo e nel suo banco alimentare, ero molto preoccupato quando ho sentito lei che diceva che lei che sta sul territorio a modo di toccare con mano la grande povertà, la grande fame che c'è in Veneto, e stiamo parlando della terza regione italiana per produzione di ricchezza.
Per un attimo ho pensato a quella che è la mia situazione nella mia regione, in Sicilia, dove il prodotto interno lordo per ogni individuo è la metà rispetto al Veneto. Quindi pensi un po' il dramma di noi siciliani appunto da questo punto di vista. E le associazioni sono fondamentali. L'Associazione Italiana Familiari di Vittime della Strada si è sempre preoccupato, ovviamente non per un discorso economico, per un discorso di umanità, per un discorso di giustizia sociale, per un discorso di tutela della vittima, perché questo è l'interesse fondamentale dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. La vita umana è sacra e va tutelata. Va tutelata. Cosa chiede l'onorevole Borchia? Devo correre, avvocato, che sono in ritardo. Certo. Vada, avvocato. Avvocato, mi ha sentito? Sì, certo. E cosa dico l'onorevole Borchia? Intanto fa piacere appunto la sensibilità che c'è su questi altri argomenti. Però siccome il discorso economico è un discorso che comunque spesso fa leva, anche dal punto di vista economico conviene comunque affrontarlo seriamente il problema della tutela della vita umana. E quindi anche economicamente gli Stati europei dovrebbero preoccuparsi di affrontare questo problema, visto che purtroppo l'economia muove appunto gli interessi delle varie nazioni. Facciamo leva anche su questo. Ecco. Grazie all'avvocato Rodolfo Nesci, consulente giuridico, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Sentiamo come ci saluta il sindaco di Arcade, Domenico Pressi, visto che siamo chiamato in causa dalla Giusi con la segnaletica. Beh, intanto saluto l'avvocato Nesci e che saluti la mia Sicilia, sono siciliano avvocato, quindi un saluto a lei caramente alla mia Sicilia, la nostra Sicilia. E allora, il punto del cartello, il cartello va ordinato ovviamente comunque dall'ufficio tecnico comunale. Secondo me va fatto presente al sindaco del paese, ha ragione quando dice che andrebbe, perché se io sono un cittadino che vengo da un'altra regione, vengo da un'altra provincia, devo riconoscere che quella è una frazione e non è il comune, come dice appunto comunque la Giusi, quindi ha ragione, non è una giustificazione giustamente che dice la polizia locale, che è ovvio che il cartello non lo fanno loro, ma è anche vero che possono far presente all'ufficio tecnico, poi anche alla parte politica, che c'è questa discrasia, insomma. E come saluta l'onorevole Borchia, visto che siete in coalizione assieme? Beh, io credo e colgo anche comunque accolgo la richiesta dell'avvocato Nesci, che faccio anche mia, che questo non è un fatto di colore politico, ma è un fatto sociale, è un fatto che potrebbe capitare a chiunque di noi, è un fatto che potrebbe succedere comunque alla nostra famiglia, ai nostri figli, ai nostri parenti comunque, e alle persone a cui vogliamo bene, di incorrere in un sinistro stradale con una moto. Quindi l'auspicio è che quanto prima la norma diventi comunque legge. Io spererei che magari diventi prima norma nazionale, visto che se la Spagna l'ha fatto non vedo perché l'Italia non la possa fare. Ovvio che se viene calata dall'Europa, visto che ormai accettiamo tutto ciò che l'Europa ci dà, anche di non buono, ma questa, onorevole, sarebbe una cosa buona, quindi l'auspicio che quanto prima comunque si possa legiferare entro breve tempo, perché vediamo che ogni giorno qual è il bollettino di guerra comunque a cui assistiamo e alle vittime che portiamo purtroppo comunque, e poi comunque anche sui neurologi della stampa ogni giorno. Grazie anche al sindaco di Arcade, Domenico Pressi. Sentiamo con quale messaggio ci saluta Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. Prego, onorevole. Sì, intanto no, se posso volevo fare una piccola precisazione, perché prima quando parlavo di fame non parlavo della fame fisica, perché lì apriamo una problematica abbastanza grave, più grave rispetto al passato per il nostro territorio. Parlavo di fame nel senso di motivazione, di voglia di raggiungere obiettivi che a volte vedo che quando si tratta di avere figli manca nei nostri giovani. Poi c'è una componente non secondaria che è economica, però non dimentichiamoci neppure che dopo la seconda guerra mondiale, quando le condizioni economiche del nostro territorio non erano floride, si erano costituiti i presupposti per il baby boom. Al di là di questo, io ribadisco il mio massimo impegno per quanto riguarda il concretizzare
tante proposte che sono arrivate oggi e mi sono arrivate nei mesi scorsi dal territorio, credo che il corollario di servizi, di incidenti, di vittime che abbiamo visto prima sia stato un qualcosa di raggelante al quale non possiamo pretendere di trovare soluzione soltanto aspettando che il problema si risolva da solo. Poi per il resto, per quanto riguarda le problematiche del banco alimentare, Mirella, lei ha detto che ha visto 3 politici in diversi anni, insomma il quarto oggi ce l'ha in collegamento. Beh, la ringrazio onorevole, no, anche perché Ma Alberti, io di 15 giorni sono là. Grazie anzi per l'ospitalità, è la mia prima volta a Sveglia Veneti, vi ringrazio per avermi invitato e saluto naturalmente anche gli altri ospiti. Grazie, veramente grazie. Posso onorevole. chiudere? Prego. Sposo la tesi di onorevole Borchia, dove dice appunto comunque della fame in senso lato. Io condivido appieno, la penso così anch'io. Però sarà meglio chiarirla perché ci sono tanti tipi di fame. Non la fame che sfama il banco alimentare, ma la fame comunque di voglia di crescere, di fare. I nostri figli hanno perso questo tipo di interesse. Questa fame sarebbe importante comunque per far crescere loro e la nazione. Però avete visto, e chiudo con questo e ringrazio gli alpini che hanno accolto con questi campi scuola questi ragazzi, avete visto che hanno dovuto chiudere dal numero importante di richieste, non ce l'hanno fatta, perciò avete capito che stiamo il servizio militare obbligatorio deve tornare per dare di nuovo a questo paese dei giovani con la schiena dritta. Sì, ma il servizio militare non lo puoi fare a 14 anni. A 14 anni cerchiamo di inserirli in un contesto dove possono crescere tranquilli e 18. senza cellulare. Grazie ai miei ospiti in pubblicità. Buongiorno. Vi presento una persona molto gradita, Mirella, che è Lucio Carraro, che è presidente comunità Laudato Si di Treviso. Perché Lucio Carraro? Perché bisogna mandare anche messaggi di pace, messaggi positivi. Ecco, Papa Francesco è una dimostrazione di quello che ha seminato e ha raccolto Papa Leone XIV, questo Laudato Si, che diventa sempre più importante, sempre più determinante per fare un percorso che sia degno di questa parola, Laudato Si. Prego, Carraro. Sicuramente la nostra associazione, la comunità Laudato Si di Treviso, nata nel 2018, aveva come fondamento proprio la possibilità di coltivare con l'enciclica Laudato Si i grandi temi del rapporto uomo-natura e quindi su questo a Treviso ci siamo impegnati in varie attività. Certamente anche tu parlavi di pace in questo caso, abbiamo avuto proprio un'udienza un po' a sorpresa del nuovo Papa, che aveva raccolto il testimone proprio di Papa Francesco e dalla sua partecipazione all'Arena di Verona l'anno scorso, l'Arena di Pace, confermando l'udienza con le associazioni che vi avevano partecipato, Laudato Si, Libera, i Comboniani, tutta una serie di associazioni che, come poi ha detto molto bene il nuovo Papa, hanno la capacità ogni giorno di impegnarsi proprio per costruire una cultura di pace che deve partire, diceva proprio Leone XIV, proprio da dentro se stessi, dentro le persone, per poter costruire una. Quindi siamo su questi temi da tempo impegnati, insomma. Allora, il problema è capire cosa vuol dire essere cristiano, essere cattolico, capire dove si vuole parare. Prima io ho ricevuto una telefonata di una diversamente giovane, Giulia, da Venezia, indignata per quello che sta succedendo a Gaza, di queste creature che non riescono neanche a avere una piccola quantità di cibo, che vengono massacrate, però qualcuno politicamente risponde: bisogna vedere dove sta la colpa, da chi è iniziato, chi è il vero colpevole. Ma alla fine io però ho anche detto che siamo il paese più grande nella produzione di armi e questo si dice molto poco. Allora la pace, e prima
Io ho cercato di fare la mia riflessione, siamo in democrazia, ognuno fa le proprie riflessioni, certo. Dopo ognuno a casa decidere anche fare le proprie. Ho detto bisogna vedere chi ha voglia di sedersi attorno a questo tavolo della pace, chi ha voglia di far capire che non sono numeri, ma sono creature che stanno morendo tutti i giorni, che non ritorneranno più, che non hanno fatto niente di male, che sono nati nel punto sbagliato e nel momento sbagliato. E Papa Francesco lo diceva, aveva cercato di aprire questo tavolo e sta raccogliendo il supporto di Papa Leone XIV, che ha detto io apro il Vaticano, venite. Ma mi sembra che le risposte non siano state favorevoli. Questi che hanno avuto il coraggio, dopo averlo insultato, anche minacciato, qualcuno di loro, questi grandi, uno in particolare, Papa Francesco. Cosa ha detto a Papa Francesco? Non facciamo nomi perché non vogliamo far polemiche, anche se la Mirella fa fatica a non fare i nomi, per chi mi conosce. Ma con quale coraggio tu ti avvicini a un funerale, a un Papa che ha fatto della sua vita la missione per le fragilità, per i poveri? Anche io ho incontrato un Papa, due ne ho incontrato, ma in particolare Papa Francesco. E proprio in occasione della grande riunione mondiale dei banchi alimentari. E quando io sono entrata e ho avuto la fortuna di avere il posto proprio vicino a questo passaggio dove lui arrivava, chi conosce Carraro, e davanti cosa ho visto? Ho visto bambini, persone in carrozzina, persone con grande fragilità e noi dietro. E quando è arrivato Papa Francesco, e lo dico sempre Carraro, quando lui mi ha guardato, ho incontrato il suo sguardo, che non dimenticherò mai, mi ha spogliato completamente. Ed è dura spogliare Mirella, perché anch'io è anni che combatto le fragilità, perciò la scorza è dura, è forte. Certo. Però mi sono sentita spogliata da questo sguardo così penetrante, così profondo. E cosa ha fatto? Prima di salire sul palco è andato a baciare ed abbracciare tutti quelli nelle prime file. C'era un silenzio che ancora sento, che mi fa venire i brividi, ma un silenzio di congratulazione. L'abbraccio, eravamo tutti noi assieme al Papa che abbracciavamo queste persone. Ecco, questo è Laudato Si per conto mio. Cosa dice Presidente Carraro? No, è verissimo. Tutto quello che ha detto in questo momento comporta una riflessione importante e a 360 gradi, perché per l'enciclica Laudato Si non è solo un'enciclica tra virgolette ambientalista, che cioè ci richiama a una nuova alleanza fra uomo e natura, ma è anche un'enciclica sociale, nel senso che giustamente anche con i suoi esperti Papa Francesco diceva: guardate che i primi a patire di questa situazione che il pianeta soffre sono i poveri nel mondo. Quelle grandi emigrazioni nascono da questo, dalla impossibilità di vivere in certi ambienti. Poi c'è tutto questo grande tema richiamato poco fa delle guerre, dei costruttori di armi, di una economia di guerra che in questo momento non solo ci turba, ma ci disorienta, perché diciamo tutti a che punto siamo arrivati. Avendo avuto modo di sentire anche Leone XIV su questo tema, diceva diamoci quindi proseguendo proprio pari pari con la riflessione di Papa Francesco. Del resto Papa Francesco lo aveva notato e portato a, tra virgolette, capo dei vescovi nel mondo, no? Proprio per l'esperienza l'esperienza di sintesi che questo uomo rappresenta oggi. Nato a Chicago, nell'acciaio di Chicago, ha poi seminato le missioni in Perù, quindi da questo punto di vista però diceva una cosa, come dire, che lo mette in un momento anche di realismo, cioè dice attenzione, perché nel frastuono che viviamo ogni giorno dovremo avere la pazienza di costruire con i tempi necessari i presupposti per una pace duratura. Abbiamo il nostro Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro.
Ciao Mirella, anche il tuo ospite. Allora, tanto partono così che mi sono un ateo al 2000%, no? Però questo non mi ha mai creato problemi, anzi, ho avuto molte amicizie, come dire, cattoliche, dei ragazzi di Comunione, Liberazione, Boy Scout, cioè, con i quali si parlava molto bene, appunto, perché essendo diversi come cultura, appunto, di appartenenza, si arricchiva il ragionamento. Questo per dire, no, da dove che parto. Da mio ho 72 anni e ho iniziato nell'età media a interessarmi, a capire, a vedere che l'ambiente cominciava a vivere dei seri problemi che bisognava intervenire, quindi parlo di 30-40 anni fa. E, come dire, ho seguito nel passare degli anni a vedere anche la nascita di molte organizzazioni, di molte sensibilità, molti soggetti culturali, istituzionali, che ha iniziato ad agire molto, molto bene e profondamente per quello che riguarda l'ambiente. Quando che è venuta fuori l'enciclica del Papa Francesco, no? Quando che ho sentito tante persone dire, oh, finalmente si parla, no, Dio, c'era un attimo, mettiamo un po' le cose in chiaro. Prima domanda, come mai che tanto spesso la Chiesa Cattolica arriva sempre dopo di molti altri ad affrontare in maniera completa e bene un problema? Seconda domanda, cioè il mio non è, tra virgolette, astio in confronto di questo, ma è un voler capire e dare un suggerimento. Secondo, la comunità cristiana tiene in conto che arriva dopo decenni e decenni nei quali altre persone avevano già affrontato il problema, quindi, come dire, sicuramente dando importanza al suo messaggio, ma con un po' di umiltà e modestia, e dire, beh, siamo arrivati dopo di altri, accettiamo questa realtà, perché quando che mi ho sentito e mi dà molto fastidio questo, molte persone dire, oh, finalmente si affronta il problema dell'ambiente, salviamo la terra, meno male che c'è Papa Francesco, beh, e tutti i catti prima chieseri i fiori della serva, cioè, come dire, voglio fare una critica del metodo, cioè, troppo spesso il popolo cristiano arriva dopo di tanti altri, ma quando che arriva a arrogare il merito di essere quello che apriva la strada, no, cioè si arriva anche a voi altri, sono più che contento, ma un po' di modestia e di umiltà nel metodo e non nel contenuto non guastaria. Grazie, buongiorno, ciao. Salutiamo anche Vladimiro, però adesso prima di rispondere a Vladimiro col presidente Carraro vado a salutare Franco Zecchinato, perché da Messina adesso vi porto ad Agrigento, dove c'è questo presidente della cooperativa El Tamiso Cooperativa. Ecco, allora Zecchinato, grazie intanto, so che è difficile collegarsi, siamo in Italia, andiamo nella Luna, ma i collegamenti sono terribili, forse col ponte di Messina, forse col ponte in Sicilia ci collegheremo di più, Zecchinato. Poi voglio sapere anche cosa ne pensa. Allora, com'è la sito? Intanto vediamo un cielo bellissimo, vero Presidente? Certo. Il cielo che piaceva a Papa Francesco. Siamo... Prego, Zecchinato. Prego, Zecchinato. Sì, grazie, buongiorno. Sì, il collegamento è un po' difficile. Sono in questo momento al seguito di una delegazione di giovani e meno giovani agroecologi a livello europeo, internazionale. Siamo nella Valle dei Templi di Agrigento, per cui il cielo bellissimo quello è, i templi sono qua davanti e i collegamenti a volte saltano purtroppo, non saprei cosa dire di più. Io sto partecipando con piacere a questo convegno, primo congresso internazionale di agroecologia che si svolge in questi giorni ad Agrigento ed è assolutamente interessante. Allora, io quello che volevo capire, Zecchinato, è l'importanza di far capire ai meno giovani, ai potenti della terra, l'impegno dei giovani per migliorare l'ambiente. Ecco, noi vediamo veramente delle situazioni incredibili di questi giovani che stanno cercando di dare il massimo, che sono molto preparati, sono curiosi di scoprire, di capire, perché è il loro futuro nelle loro mani. Cosa dice Zecchinato? Ma sarebbe un discorso che si farebbe lungo, però devo dire che anche ieri sera, e qui non è pieno di giovani, ci sono molti giovani e anche meno giovani come me, però sono bravi ragazzi che cercano di, come dire, trovare una strada in cui la quotidianità sia fatta anche di impegno, anche professionale, anche quotidiano per il futuro
per il futuro dell'ambiente e della società. Non siamo in un periodo felice a livello sociale, ambientale e sociale, più che ambientale, politico, per cui credo che oggi sia un atto di responsabilità, promuovere e dare tutti gli elementi utili perché i giovani possano rendersi conto che la tutela dell'ambiente è nell'interesse anche loro diretto. Tutela dell'ambiente non significa fare gli ambientalisti da salotto, significa occuparsene. Io me ne occupo sul piano agroalimentare e molti giovani si stanno interessando, hanno problemi di accesso alla terra, hanno problemi di poter realizzare un'azienda agricola vicino alla città, aziende agricole contadine che hanno oggi un aggravio burocratico che è eccessivo, per cui dobbiamo, intanto dare del buon esempio in cui si possa realizzare anche dei modelli economici sostenibili attraverso attività che abbiano nell'ambiente, nella tutela delle relazioni, e non si può mai scomporre ambiente da società, perché sono due cose assolutamente imprescindibili, Quindi la giustizia sociale, l'approccio non violento con gli altri è quello che devi avere con l'ambiente, e l'ambiente è soprattutto la terra dalla quale ricaviamo il cibo. Pare che non sia ambiente e noi la trattiamo molto male, devo dire, questo è il dato generale. Io ho avuto la fortuna 45 anni fa di incontrare sulla mia strada persone che già si ponevano questi problemi, persone che ne facevano una questione anche di carattere culturale, sanitario, di dieta, di ambiente, di paesaggio, e ho cominciato, come i altri miei compagni di strada, a realizzare un modello economico che oggi si chiama Cooperativa Agricola del Tamiso, che fa 14 milioni di fatturato, che occupa 40 persone, che si propone come un modello economico che sta in piedi e sta assolutamente in piedi, pur avendo di fondo valori che apparentemente non sono valori speculativi, sono valori concreti: lavoro, ambiente, relazioni. Allora Zecchinato, mi piace molto questo nome, il Tamiso. Perché il Tamiso? Io mi ricordo mia nonna, "Ara che te do una tamisada", mi diceva, ecco, per far capire che là tirava fuori il cattivo e cercava di anche prendere il buono. Perché il Tamiso, Zecchinato? Mi scusi, ogni tanto spengo il microfono perché spegnendolo la sento molto meglio, quindi mi devo ricordare di riaccenderlo ogni volta che parlo. No, il tamiso è quell'attrezzo che in italiano si chiama il setaccio, che si usava di più di adesso in cucina per setacciare la farina. È un termine che per noi all'epoca è stato frutto di una lunga riflessione per due motivi molto facili. Uno è un termine linguisticamente che accomuna il popolo veneto con i catalani, con i provenzali, con i liguri, cioè è un termine che è conosciuto solo nella lingua francese ma anche doc, quindi se tu vai a Bologna a chiedere cos'è il tamiso non lo sanno, quindi vuol dire che rappresenta una migrazione antica questo termine, il tamiso, che si dice in Catalogna. Il tamiso significa esattamente quello che significa in Veneto, cioè il setaccio. Poi l'idea di fondo all'epoca, quando si ragionava da giovani, eravamo giovani, e quali cose fare, bisognava setacciare le tante idee che giravano negli anni 70 e tirarle fuori quelle che ci interessavano di più, quindi che voleva un tamiso in qualche modo, concettualmente l'idea di setacciare, di tirare fuori il buono sul quale impegnarsi. Questo era il concetto del termine, ecco. Perciò siamo proprio in sintonia. Allora sentiamo il presidente Carraro, bella questa parola, il tamisada, che te do una tamisada, per dire ti divido in due, il buono e il cattivo. Prego Carraro. No, fa parte della lingua profonda della nostra terra, no? Questo termine, come altre parole, insomma, che non sono mai banalizzate. Se mi permette, io volevo fare una considerazione, e siamo in sintonia sui temi proprio con Zecchinato, e rispetto all'ascoltatore di Rovigo, no? Intanto, Vladimiro, sì. Intanto devo dire una cosa che forse non ho detto in precedenza, cioè queste comunità Laudato Si, che sono nate per diffondere questo messaggio, accolgono credenti, non credenti, agnostici, cioè sono assolutamente aperte democratiche a persone che si danno da fare proprio per
E in secondo luogo credo che né Papa Francesco in primo luogo, né i fondatori, che sono da una parte Carlo Petrini, presidente di Slow Food, fondatore di Slow Food, e il vescovo Domenico Pompili, che allora era vescovo di Rieti, oggi è vescovo di Verona, abbiano mai inteso di dire adesso arriviamo noi ed è arrivato il verbo rispetto. No, mi pare che sia stato fatto con tutta umiltà un lavoro di ricerca anche scientifica unita al discorso spirituale e teologico, che si è aggiunto a tante esperienze che in tutti questi decenni sono state fatte. Zecchinato con l'esperienza del Tamiso ne è una dimostrazione concreta, insomma, quindi nessuna pretesa di fare i primi della classe, il più uno rispetto, ma semplicemente una attenzione anche da parte del mondo cattolico e laico a queste tematiche che sono centrali, perché la transizione ecologica, termine che ha coniato un teologo francese, corrisponde anche al Green Deal a livello europeo. Sono tematiche importanti sulle quali, certo, non tutti, c'è chi ancora pratica la cultura della terra e tante altre situazioni inquinanti come forme di economia prevalente. E l'obiettivo nostro, insieme a tutte queste espressioni, è di virare, di andare verso una nuova dimensione del pianeta che tenga conto della possibilità di riaprire tutta una serie di cose con grande rispetto, insomma. Quindi anche questa, dal punto di vista di un mondo così importante come quello religioso, significa avere una nuova spiritualità nei confronti di tutti gli esseri viventi. Allora, la ringrazio Carraro per la riflessione e la puntualizzazione che ha fatto. Quello che volevo chiedere invece al Presidente Zecchinato, lei parlava prima giovani, meno giovani, ma molti giovani che vorrebbero coltivare questa terra, ecco, avere la possibilità di trovare un futuro anche nell'agricoltura, un'agricoltura anche protetta, un'agricoltura che ti dia il meglio di sé, questa terra così fertile sotto questo cielo meraviglioso. Eppure noi i prodotti siciliani non li vediamo. Io ho un'amica e delle volte dico: ma cos'è quella roba che stai mangiando, che mi stai facendo vedere? Però vediamo delle frutta che arrivano da tutti i paesi. Allora la risposta è: ma sono nicchie, non si possono. E io non ci sto, Zecchinato. Ci vuole spiegare perché questi giovani fanno così fatica, visto che avrebbero piacere di essere intrigati con la terra, con il seme. Ecco, il seme, noi nasciamo da un seme, questo seme che loro continuano, anche se non lo dicono, a capire che c'è dentro di loro, che è l'amore per l'ambiente, per un'agricoltura pulita. Ma voi mangiate la frutta, ma capite cosa mangiate? Mangiate l'insalata, capite? Io dico sempre: Zecchinato, metto olio, sale, pepe, aceto balsamico per sentire un po' di gusto, perché non capisco cosa sto mangiando. Lei sorride, ma mi viene da piangere, Zecchinato. Ecco, capisce che non riesco a capire, ecco, cosa sta succedendo. Prego, Zecchinato. Anche qua mi toccherà rispondere parzialmente, mi scuso, perché il tema è enorme. Allora, partiamo da qualche dato semplicissimo. Noi abbiamo in Italia una moria di aziende agricole piccole che è nell'ordine dei 3-4 mila all'anno. E la media aziendale, che fino a 15 anni fa era 4,5 ettari, oggi è quasi il doppio, è 7,9. Vuol dire che la terra va in poche mani. E il contadino, come noi lo immaginiamo, cioè il piccolo agricoltore, che è quello che cura il territorio e che vive vicino anche ai centri abitati e che è in grado di relazionarsi con la comunità locale, sta sparendo. Il 94% delle imprese agricole italiane non hanno un successore, cioè non c'è nessuno al momento che possa continuare l'attività di chi le conduce. Quindi noi, popolo italiano, società civile, specialmente quella più responsabile, che pensa al futuro, abbiamo un problema. Come facciamo in qualche modo a
a garantirci che ci sia un qualcuno nel futuro che si occupi del paesaggio, del territorio, ottenendo del cibo che a noi serve. Oggi siamo in una bolla, come dire, fasulla del cibo globalizzato, in cui non sappiamo da dove arriva, non ci interessa tutto sommato da dove arriva, l'importante è che sia edibile, che sia mangiabile e che costi anche poco possibilmente, no? Sappiamo bene che poi il sottocosto dei vari supermercati che vediamo per strada, i cartelloni, è un sottocosto che non pagano i supermercati, lo paga il produttore, il sottocosto, perché nessuno lavora a sottocosto, però qualcuno evidentemente ci crede che esista un lavoro a sottocosto. Quel lavoro a sottocosto prima o dopo chiude, perché non può sostenersi. La Laudato Si è il primo documento politico importante che ha lasciato il segno nella nostra, negli ultimi anni per quanto riguarda una visione globale dell'ambiente e dell'uomo all'interno dell'ambiente. Quindi con tutte le sue implicazioni generali che riguardano il cibo, il paesaggio, la qualità della vita, la qualità dell'aria che si respira. Quindi noi abbiamo bisogno di fare molta cultura, molta informazione, abbiamo bisogno di relazionarci con le persone di buona volontà, come ricordava il signor Carraro, le quali si pongono il problema di cosa mangiano. Il problema che lei si pone, signora, è fondamentale. Io sorridevo per solidarietà in qualche modo, perché è fondamentale porsi il problema di cosa mangio, chi lo fa, se lo sto pagando in maniera adeguata, se sto pagando l'intermediario o il produttore, se sto pagando un sistema che mi ritorni in qualità ambientale, se invece sto pagando un sistema in cui peggiora la qualità ambientale e c'è una grossa speculazione. Ricordiamo che le grandi medie che si fanno sul prodotto agricolo sono che la grande distribuzione si becca il 400% mediamente di marginalità su un prodotto agroalimentare. 400% che poi una grande media può essere 600, può essere 50, ma insomma questo è il dato che fa impressione, è che chi decide sostanzialmente il destino dell'agricoltore e del produttore è chi rivende il prodotto, e oggi per la grande maggioranza della rivendita di prodotto, soprattutto ortofrutta fresca, è la cosiddetta grande distribuzione organizzata italiana ed estera. L'altra cosa fondamentale secondo me è che noi siamo in presenza di un prodotto biologico che è biologico perché la legge definisce, la legge internazionale, europea, quantomeno il regolamento comunitario, definisce le tecniche produttive, quello che non si può usare, quello che si deve usare o che si può usare, non si preoccupa di fertilità, non si preoccupa di biodiversità, non si preoccupa di paesaggio, non si preoccupa neanche che sia buono il prodotto. Quindi noi abbiamo bisogno, la grande distribuzione ha bisogno di quel biologico là, quello che non gli interessa. L'importante è sostituire il prodotto chimico usato finora con un prodotto biologico che abbia più o meno le stesse prestazioni sul piano produttivo. Quindi meno problemi ci si pongono meglio è, perché la gente domanda ambiente ed è vero che lo domanda, e se lo domanda è meglio dargli in pasto qualcosa di buono che costi poco possibilmente a chi lo compra dal contadino. Non l'ho fatta lunga, ma voglio dire, oggi il tema lo dobbiamo affrontare guardandoci intorno dove stiamo, dove viviamo e con chi abbiamo a che fare. E se c'è un contadino in giro che è in grado di garantire un amore per la terra, l'amore per il cibo e la sua capacità di relazionarsi, dobbiamo rivolgersi a quel contadino. Non c'è alternativa, e la nostra cooperativa è una cooperativa il cui capitale sociale è fatto di contadini, che commercializza prodotti che vengono da tutta Italia insieme a quelli locali, padovani, trevigiani o piuttosto che veneziani, ma non importa, noi siamo veneti e la nostra produzione principale è in Veneto, e quindi anche la stagionalità che cerchiamo di mantenere è quella del nostro territorio, del nostro ambiente, del nostro clima che sta cambiando in maniera clamorosa, per cui dobbiamo affrontare difficoltà inenarrabili che sarebbe lungo qui raccontare. Ogni anno è un anno diverso, diversissimo da quello precedente, per cui fare l'agricoltore non è mai stato un mestiere facile, oggi lo è ancora più complicato dall'andamento climatico. Il problema è Zecchinato che il problema sono i costi. Ormai andare dal fruttivendolo qualsiasi, una telefonata mi ha detto è come andare in gioielleria. Cioè non costa più niente poco, ma il problema è che anche se paghi tanto mangi male, perché non è che arrivi a casa e l'albicocca cruda gliela porti indietro, la fragola che pesa 3 etti, una fragola
e che è tutta plastica, perché non riesci a capire cosa stai mangiando, gliela porti indietro. Come dice Zecchinato, tu paghi e mangi quello che porti a casa. Però quello che hai pagato non è all'altezza di quello che stai mangiando. È là che mi arrabbio, perché io ti pago, ma dammi almeno un prodotto decente. E invece Zecchinato, nel silenzio assoluto di chi dovrebbe intervenire, perché come ha detto lei, sotto c'è una speculazione terribile. Io capisco il clima, capisco tutto, ma c'è sempre stato il clima buono e il clima cattivo. Ma come facciamo a pagare le ciliegie a 15 euro, 18 euro al chilo? Ciliegie che non sanno di niente, ma è colpa della pioggia. Fai a meno a venderle. Vai a chiedere come hanno fatto con il vino, i soldi a fondo perduto, abbiamo il vino che è andato nella luna, non capisco perché non si può spostare e aiutare quegli agricoltori, come dice lei, che non ce la fanno più a sopravvivere, perché io sono a Treviso, ho la fortuna di avere a chilometro zero, ma nelle grandi città dove vanno? Vanno a fare la fila per mangiare nelle mense dei poveri, questa è la realtà, perché anche lavorando non riescono più a fare la spesa. E quando dicono ma devi mangiare bene, i soloni che io ospito, Zecchinato, l'olio extravergine di oliva, sì, dammi i soldi tu, 15 euro, 20 euro, una bottiglietta di olio. Io ho un banco alimentare, so di cosa parlo e so che se voglio dare una borsa dignitosa, compresa la verdura, la devo pagare e non andarla a prendere in certi posti perché dico guardi che non ho maiali, se la tenga e la butta via e la butti via questa verdura che lei vuole regalarmi, perché io non sono una discarica e non ho maiali. Capisce Zecchinato che io ho il coraggio di dirle le cose, però purtroppo fanno male queste cose perché non le vogliono sentire, non vogliono vedere, che come dice lei il business da un'altra parte. Non è aiutare il piccolo agricoltore, non è aiutare il diversamente fragile, è il business che interessa. Carraro? Io concordo perfettamente con l'analisi di Zecchinato rispetto a tutta questa grande problematica dell'agricoltura, dei frutti dell'agricoltura industriale e di come invece c'è un impegno, quindi il richiamo per esempio a sostenere le piccole economie locali, giovani che si stanno attrezzando con impegno per costruire un cibo buono, pulito e giusto, quindi anche non scaricare su chi produce poi gli effetti di un business di cui parlavi adesso, è assolutamente importante perché anche noi consumatori con le nostre scelte possiamo determinare un mercato. Pensiamo solo, per fare un esempio, se 1 milione di italiani decidesse di mangiare meno carne durante una settimana, produrrebbero un volano che determinerebbe degli effetti anche sulla produzione. Dico carne perché sappiamo tutti è consigliato oggi un consumo molto più che fa bene all'ambiente e fa bene anche a noi, un consumo più limitato. C'è un'altra cosa che diceva Zecchinato adesso, il bisogno di continuare a informare. E su questo, come Laudato Si di Treviso, ma anche più complessivamente, oltre a tutti gli incontri formativi, abbiamo realizzato un quaderno operativo. Me lo dia che ecco sì. Qua intanto lei parla, eccolo sì, qua. Un quaderno operativo che si chiama Ecoscuola e l'album della transizione ecologica, dove un gruppo di specialisti ha trattato vari argomenti a partire dall'infanzia, dalle scuole elementari, dalle scuole medie, un percorso educativo dove i ragazzi imparano a fare i conti con il cibo, anche con lo spreco del cibo in mensa, ragionare perché, imparano a gioire anche con la realizzazione dell'orto scolastico, con la realizzazione di un piccolo boschetto per creare un ambiente esterno alla scuola importante, imparano a fare i conti con la raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo, imparano a non sprecare acqua come risorsa via.
le energie alternative, eccetera. Quindi è un percorso, un impegno che ci siamo dati e che si sta diffondendo in tutto il Veneto, nelle scuole trevigiane come nelle scuole del Bellunese, del Piemonte, di varie parti, trovando anche molte aziende, istituti di credito, fondazioni che hanno sostenuto questo lavoro, comprato per i ragazzi, perché questo è un po' un libro, un po' un quaderno, un po' un diario, un po' un gioco dove i ragazzi possono man mano affrontare in modo coerente questo percorso. Benissimo. Sentiamo cosa ne pensa Zecchinato di questo Laudato Si che si sta sempre più espandendo anche in questo profondo nord, perché io lo dico sempre, sarà anche il profondo sud, ma abbiamo anche un bel profondo nord, Zecchinato. Lei ad esempio dove è nato Zecchinato? Ma io sono padovano doc da molte generazioni e quindi sono nato nei sobborghi di Padova, Salboro, che è un borgo agricolo rurale appena fuori Padova, e continuo a vivere dove sono nati i miei trisnonni, bisnonni, insomma abbiamo una lunga tradizione di famiglia sempre legata all'agricoltura, alla piccola agricoltura. E profondo sud, profondo nord è molto bello come immagine, perché anche sul piano dell'illegalità, della criminalità, della scarsa attenzione alla cosa pubblica, credo che dalla Sicilia al Veneto le differenze siano proprio soltanto tutto sommato molto lievi, quindi dobbiamo combattere, confrontarci anche con una realtà che, come diceva lei prima, è legata più al profitto ormai che ad altro. Laudato Si, come ricordo e risottolineo, è il primo documento politico che ha una valenza stratosferica sul piano della comunicazione, che ha superato ampiamente tutta la politica di destra, sinistra e di centro che oggi ci si propone. Io volevo approfittare per dare, come dire, un altro tipo di cosa, 2 o 3 considerazioni che apparentemente semplici, ma insomma che potrebbero essere utili. Io credo che oggi la difficoltà di fare la spesa è delegata anche spesso in fasce operaie alla difficoltà di avere reddito, ma prevalentemente legata alla difficoltà di avere connessione con la cultura, con le scelte, con il valore delle proprie scelte, per cui sarebbe fin troppo facile dire: se io riduco, o come faccio io normalmente, annullo l'uso della carne nella mia dieta, soprattutto quella industriale, che io non la mangio perché mi vergogno, nel senso che non voglio contribuire a un sistema che, lo vediamo ormai nell'informazione di un certo tipo, è un sistema che devasta l'ambiente, devasta gli animali, devasta anche la salute delle persone, per cui se noi riduciamo o togliamo la carne dalla nostra dieta, ci avanza qualche soldino da spendere in qualità del resto dell'alimentazione. Se noi valutiamo con più attenzione gli altri costi che abbiamo, che sono spesso ineludibili, ma il telefonino non è ineludibile, possiamo spendere meno, la macchina non è ineludibile come costo, possiamo anche accontentarci di qualcosa di meno lussuoso. Cioè, voglio dire, credo che ognuno debba in qualche modo, con la massima libertà e in base a ciò che ha, come alle sue considerazioni, trovare lui la ricetta migliore per non ridursi a trattare il cibo come la ultima qualità della spesa, perché poi quello torna indietro come costo in termini di ambiente, in termini di salute personale. Quindi secondo me va rivalutato. E la notizia era che noi in questi giorni, proprio domenica prossima, abbiamo l'assemblea dei soci della cooperativa per il bilancio annuale. Io lo dico adesso, ma non è proprio importante, non sono più presidente da un anno, finalmente è arrivato un ragazzo giovane che ha un futuro, mi auguro, positivo, che fa il presidente della cooperativa, e io mi dedicherò nei prossimi anni, spero, alla nuova fondazione Tamiso, che è una fondazione che stiamo organizzando, saremo a notaio fra qualche giorno, in cui pensiamo a investire proprio sulla cultura, cioè in particolare sulle scuole, in particolare sul sostegno ad associazioni private o pubbliche, o comunque che facciano dell'ambiente, della solidarietà, della cultura legata ai temi di cui stiamo parlando il loro scopo. Quindi noi vogliamo investire su questo settore. Dopodiché la cooperativa, che è un'azienda economica che fa dell'attività distributiva, una piattaforma distributiva,
cercherà di essere utile come servizio, però dobbiamo investire molto sulla cultura, sapendo che andiamo controcorrente, da sempre ma adesso più di prima, perché Allora, controcorrente adesso più di prima significa non seguire gli schemi. Purtroppo è tiranno. Ecco, lei viene dal Veneto, è andato in Sicilia per questo convegno molto importante. Ecco, visto che ha fatto tutta questa strada e visto che sentiamo sempre di più questo ponte che collegherà, ecco, la Calabria, lei sta sorridendo, ma io voglio anche capire, alla Sicilia, visto che abbiamo gli agricoltori che dicono non abbiamo acqua, siamo terrorizzati, sta bruciando tutto. Ecco, lei come vede questa situazione? Perché l'idea mi sembra che venga più dal nord che dal sud di questo ponte in Sicilia, Zecchinato. Vogliamo parlarne? Vabbè, volentieri, ne parliamo da tanti anni, è una follia totale, nel senso che per quanto mi riguarda è una follia usata in maniera così speculativa, in maniera, come dire, strumentale per immaginare di avere un po' di più di consenso politico, che tanto la gente non va a votare neanche lo stesso. Credo che la Sicilia, io la conosco bene, la Sicilia è il mio secondo paese, insomma, da tanti anni che frequento, anche per questioni di parentele varie, mio zio prete a Palermo, eccetera. La Sicilia non ha bisogno del ponte, ha bisogno di ferrovie che funzionino, ha bisogno di economie che permettano che i giovani siciliani restino qua a valorizzare questa terra bellissima, e quindi non ha bisogno di essere trattata come una pezza da piedi, e il ponte è uno schifo dal mio punto di vista, da tutti i punti di vista, cioè non ha nessun senso, non c'è bisogno del ponte, non c'è bisogno del ponte. Sentiamo anche il Presidente, ecco, questa popolazione che subisce poi alla fine queste scelte, che qualcuno si chiede: ma visto il momento che viviamo è proprio necessario fare queste scelte, oppure dovremmo essere più vicino alle popolazioni, capire i bisogni delle persone? Noi abbiamo visto i fondi del PNRR, ecco, erano destinati al terzo settore, dove sono andati a finire? Nel cemento, nel grande business, li hanno dirottati. Adesso ci troviamo queste case di comunità che sono dei piccoli ospedali, sono tantissime, però non si sa dove si andrà a parare perché mancano le figure da mettere all'interno. Allora, no, eppure si sapevano l'età, le nascite, quando sei nato, quando andrai in pensione. Noi siamo senza niente, hanno chiuso i grandi ospedali per aprirne tanti di piccoli. Mi sembra la storia del casinò. Hanno chiuso i grandi casinò per aprire tutte queste sale slot dopo. Siamo sempre là alla fine che ci giochiamo, che tiriamo questi fili. Prego, Carraro. Beh, sul ponte ha già detto tutto Zecchinato, quindi aggiungo solo che a me pare che molti analisti abbiano verificato la fragilità di questa terra, no? E quindi che non ci siano forse neanche i presupposti tecnici per poter essere sicuri in una zona ad alta densità sismica. Ma detto questo, poi sull'altro piano la casa di comunità che è in corso anche nel nostro Trevigiano, ad esempio, è in corso di costruzione, vorrebbe essere quel salvagente con degli specialisti che in qualche maniera frenano il ricorso ai pronto soccorso dei nostri ospedali, che sono intasati dalla sera alla mattina. E anche questa è una scommessa. Il paese da dove vengo io, a Mogliano Veneto, stanno proprio ristrutturando l'ex distretto con questa funzione. È vero, e attendiamo una risposta da parte anche dell'ASL, è vero che al di là degli spazi importanti che si stanno costruendo, ancora si deve definire il personale specialistico e anche di medicina generale, che dovrebbe garantire 24 ore su 24 questa accessibilità da parte del cittadino, insomma, prima di andare di sponte sua al pronto soccorso. È una scommessa che riguarda specificamente la medicina territoriale, che è un punto debole rispetto
anche all'alta qualità che abbiamo in molti nostri ospedali. Seguiremo, per quel che ci compete e ci riguarda, anche queste vicende, perché fanno parte della vita e sono un problema importante delle popolazioni. Ma Presidente Carraro, ma gli italiani possono vivere di scommesse, di sfide, o dovrebbero vivere di certezze, di quello che si sa che è necessario? Perché il problema è che il politico passa, ma i danni che fa il politico ce li paghiamo noi, perché sono soldi pubblici. Non sono soldi, io vorrei vedere se fossero i loro soldi, se li impiegherebbero così come stanno facendo in parte, non tutto ma in parte. Certo. Ecco, il problema è che paghiamo noi e noi vorremmo altre cose, non quello che decidono loro di fare. Allora i referendum non partecipiamo perché li fanno in maniera sbagliata, perché non c'è più questa partecipazione, ma noi non parteciperemo mai perché non abbiamo una rivoluzione nella nostra storia. L'unica rivoluzione è stata fatta dalle donne, dalle mondine. Poi io rivoluzioni non ne ho più sentite e per rispetto anche di queste donne che io ho detto andate a votare, votate quello che volete ma andate a votare perché è un dovere, ecco, non è un obbligo, è un dovere, ecco, il dovere di partecipare, poi decidi quello che vuoi ma partecipa, però questo si fa fatica a capire perché mi novo combatta, perché c'è questo proprio diciamo disgusto verso la politica, questa astensione. Io dico sempre, non so Zecchinato e anche Carraro cosa ne penso, che io darei il voto ai sedicenni come succede in altri paesi, perché come che gli diamo il patentino forse possiamo anche sentire cosa vorrebbero, però io sono convinta che hanno paura di questo voto, no perché non sono preparati, perché io chiedo ma a quelli che dicono no ma bisogna insegnarli, bisogna educare, perché il settantenne, l'ottantenne, il cinquantenne è preparato al voto? È preparato la persona e non sappiamo neanche chi è, che solo hanno deciso alle segreterie tu devi mettere la croce, allora sei preparato, non sai neppure chi è quella persona. Prego Carraro. No, sottolinei una storia che è una lunga storia e che in qualche maniera si accentua anche ai giorni nostri perché c'è anche una crisi di partecipazione, di democrazia dettata da mille situazioni. Quindi il problema vero che è stato rilanciato per esempio anche nella settimana sociale di Trieste dello scorso anno della CEI è proprio quella di rifertilizzare la democrazia della partecipazione, perché è chiaro che se io delego continuamente è chiaro che poi i risultati non riesco a controllarli e a gestirli. In questo senso le associazioni del terzo settore sono l'altra gamba di questo Stato che ha bisogno, i volontari, le persone che si impegnano su tanti campi gratuitamente mettendo a disposizione il loro tempo libero, no? Per la comunità. Credo che una risorsa importante per ritrovare questa anche capacità di controllo che fa parte di una democrazia debba essere questa centralità delle associazioni che un po' hanno sostituito la vivacità dei partiti di un tempo, insomma. E questa è la realtà che viviamo, che se non ci fossero dovremmo inventarle. Esatto. Questa è la verità. Certo. Allora sentiamo come ci saluta il nostro Franco Zecchinato del Tamiso, questa cooperativa che sarà anche una fondazione sotto questo cielo meraviglioso di Agrigento nella Valle dei Templi. Come la invidio Zecchinato, anche Carraro penso, come la invidio. Ecco, come ci saluta Zecchinato, con quale messaggio? Prego. Ma io capisco la sua invidia, se fossi a posto suo sarei uguale. No, il saluto è che veramente vi ringrazio per questa ora di approfondimento. Non so chi l'ascolta, non importa, ma l'importante è trovare persone con le quali condividere dei valori comuni. Leggevo anche stamattina che abbiamo un 10% dei laureati, non so di che materia, non mi ricordo più, leggevo in fretta, che vanno stabilmente, è una percentuale fissa che se ne va all'estero, va a lavorare da altre parti dove le certezze sono un pochettino più visibili per i giovani. Quindi io mi auguro e penso che bisogna creare modelli economici e sociali anche marginali, anche privati, anche con legami deboli tra associazioni, movimenti, comunità di persone di buona volontà per, come dire,
in qualche modo supplire a uno Stato, a una cosa pubblica che oggi non sta facendo male, molto male. La partecipazione è comunque necessaria, io non ho dubbi su questo. I giovani hanno più dubbi di me, però dobbiamo dare buoni esempi. Grazie della giornata. Allora Grazie. io volevo anche dirle, e l'ha detto Nicola Atalmi, responsabile della comunicazione della CGIL, che le farà piacere sapere che è una delle trasmissioni più seguite che c'è qui nel nostro Nord-Est, con questa emittente Media Nord-Est, con tutti i suoi canali. Noi siamo nel canale 14, se stasera o domani vuole rivedere la trasmissione va nel cellulare per far capire che l'hanno seguita veramente in tanti questa mattina. C'è un grande ascolto e perciò mi fa piacere anche dirglielo, perciò capite che l'informazione arriva a 360 gradi. Grazie, grazie veramente a Franco Zecchinato. Sentiamo come ci saluta il Presidente Carraro. Ma io saluto ringraziando per questa partecipazione, spero non possa essere l'ultima, ma con altre per continuare questa riflessione. Vorrei però... Le analisi che abbiamo fatto spesso tendono al negativo, e correttamente ed è giusto, però senza abbandonare la speranza. Che sono i giovani. Che sono i giovani, che sono anche le persone che man mano hanno raggiunto una consapevolezza su tanti temi, e quindi non perdere mai questa forza, che è anche una forza interiore, di continuare a partecipare alla vita con questa intensità. Ecco, credo che non dobbiamo riservarci questa speranza e continuare a coltivarla come si coltiva un buon frutto della buona terra, insomma. Ecco. Perché la partecipazione è anche accoglienza, noi dobbiamo accogliere, dobbiamo fare come si faceva una volta. Una volta avevamo i cortili, adesso non abbiamo più niente, certo. Non ci conosciamo neppure tra dirimpettai, il problema è anche questo, per questo io uso molto il termine profondo nord, perché invece di aprirci ci siamo chiusi, certo. Ma non per colpa nostra, perché qualcuno ha deciso sopra di noi che dovevamo chiuderci per paura, sì. Perché non ce la facciamo, per vergogna, per mi non vo combatta, e siamo ridotti in queste situazioni. Siamo travolti anche da questo grande mondo del consumo. Esatto. Quando nei cortili una volta si mangiava un piatto di minestra anche al viandante che arrivava con piena solidarietà, insomma. E quindi non si guardava il colore della pelle. Non si guardava il colore della pelle, né il vestito, ecco, non c'erano classificazioni. La grande saggezza contadina veneta, no? Era fatta anche di questo. Grazie veramente, grazie a Lucio Carraro, Presidente Comunità Laudato Si, di essere stato con noi. Grazie, grazie, pubblicità. Siamo con un'altra amica cara, veramente gradita, che è Emanuela Tonon, Presidente Amiche per la Pelle, queste donne, queste ragazze che cercano di mandare un messaggio positivo nonostante i percorsi difficili di questa malattia che le ha colpite, ma sempre col sorriso, con la speranza, con la voglia di vivere. Allora Emanuela, so che avete fatto tante cose, tantissime cose, adesso vedremo anche delle foto, non riusciamo il video ma lo manderemo domani o dopodomani, per capire, ecco, l'importanza che queste donne, che queste ragazze stanno cercando di dare per fare prevenzione, per far capire che non bisogna aver paura e non bisogna vergognarsi, anche nonostante questa malattia. Prego. Assolutamente sì, buongiorno a tutte e ben trovata, fa sempre piacere essere qua con te, Mirella. Allora, di cose belle ne abbiamo sempre, anche di nuove, diciamo. Di bello in questi giorni, guarda, ieri e oggi, sono lì anche stamattina in sede, ci sono le nostre ragazze che stanno facendo coccole e bellezza. Abbiamo Graziano, che è un make-up artist dell'azienda Dolomia, che ce lo manda, e stiamo facendo praticamente corsi di trucco alle ragazze, che non è solo, diciamo, la futilità, vogliamo dire, del trucco, però è il prendersi cura, il voler star bene. La pelle dopo la chemioterapia è diversa, quindi ha bisogno di cure particolari. E guarda, poco prima di, eccolo qua Graziano, poco prima di venire via ho parlato al telefono tramite Graziano con Diego Dalla Palma, che mi ha fatto un piacere, tu non hai idea, e l'ho invitato ad Erzo, non mi ha detto di no.
E quindi questa è una cosa bella, che sono proprio anche contenta stamattina, perché anche lui ha sempre cercato la bellezza, però ho detto noi ce l'abbiamo anche, diciamo, come mission, ecco qua le nostre ragazze, Valentina, di prenderci cura. Il prendersi cura è anche di sé, e quando stai male, se ti vedi giù, stai ancora più male, se ti vedi insomma messa un po' bene, che ti tiri un po', che ti metti il rossetto, sicuramente si sta meglio, e quindi noi ci teniamo molto a questa cosa qua. Senti Manuela, dal prima, quando tu hai iniziato questo percorso anche con questa malattia, perché ti crolla il mondo addosso, ecco, in quel momento è difficile reagire in positivo, però dove hai trovato la forza per capire invece che se lotti, se pensi che la scienza, la ricerca, anche la tecnologia ti aiuterà, perché ci credi, perché si deve andare avanti, perché la voglia di vivere supera la malattia? Quando è che hai capito che forse dovevi alzarti e dire adesso parto, e hai creato questa cosa? Allora, ti dirò che avere una famiglia attorno, degli amici attorno, avere comunque qualcuno con cui parlare, io ho sempre parlato tanto, diciamo che non sono muta di mio, mi prendono in giro, però anche della malattia ho sempre parlato tanto, e questo aiuta, perché mi ricordo anche le prime trasmissioni, guarda lì su quelle poltrone, dicevo sempre quello che non butti fuori ti rimane dentro, e dentro fa più male, cioè la malattia, diciamo, te la tieni dentro. Io guarda, vedo anche in questi giorni, ricevo tante telefonate di signore, ragazze, guarda, una per dirti, magari ci sarà ascoltando, non lo so, è appena andata in pensione, quindi è un po' sola, è un ragazzo che lavora e lo vede poco, è da sola, appena andata in pensione è arrivata anche il tumore al seno. Si è sentita crollare il mondo addosso, allora mi ha chiamato, ci siamo sentiti, aveva bisogno di, diciamo, di supporto, perché purtroppo non è facile, e gli ho detto guarda, adesso c'è la belle giornate, esci, cioè bisogna trovarsi comunque anche degli interessi, anche la pensione a volte fa dei danni, diciamo così, perché magari si aspetta tanto e poi chissà cosa farò e dopo non fai niente. No, esatto, e quindi bisogna darsi da fare, però io dico sempre che il gruppo aiuta tantissimo, ma veramente tanto, cioè poter condividere anche tra di noi, cioè con chi ci è già passato sa. E non è la stessa cosa che parlare con la zia, la mamma, che per loro fortuna, dico sempre, magari non hanno avuto niente. E quindi tra simili ci si capisce di più, quello sì. Allora saluto anche Alberto Bozza, consigliere in Regione Veneto, Forza Italia, nominato nuovo segretario. Allora Bozza, grazie di essere qui, ecco, mi fa molto piacere confrontarmi anche con un uomo, con un politico, per far capire l'importanza che anche voi ci siete nel pezzo, dovete esserci, perché noi ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo, ne parliamo, ci confrontiamo, cerchiamo di fare prevenzione. L'uomo fa molta fatica, fa fatica a curarsi, fa fatica a dire quello che prova, ma soprattutto anche la politica deve aprire, quella maschile deve aprire di più, non quanto al femminile, noi ci siamo già, non è un problema, ci vedete dappertutto, ecco, delle volte dite mamma mia che rompiscatole, queste qua, ancora qua, ma siamo sempre nel pezzo. Voi maschi ci siete nel pezzo? Cosa dice, consigliere? Ci siete nel pezzo, capite il problema di supportarci, di aiutarci, che anche voi dovete, quando vi incontrate, di parlare dei temi della famiglia, dei problemi, perché sì il calcio, sì lo sport, ma ci siamo anche noi, c'è una famiglia che dovrebbe essere, da parte maschile parlo, ecco, molto più vicina ai problemi che riguardano le persone, perché noi continuiamo a dividerci tra uomini e donne, ma quello è quello che si vede, quello che si sente. Ecco, anche la politica in questo, quanto deve supportare queste associazioni che stanno cercando di mettersela tutta nonostante le malattie e veramente i percorsi difficili che stanno compiendo. Prego Bozza. Non si sente? Io ce l'ho acceso però. Ecco, adesso la sento, Ok, prego. mi sentite? Sì, adesso benissimo, Bozza. Ecco, buongiorno. Intanto grazie ovviamente per l'invito e saluto lei, l'ospite di oggi. Guardi, allora io sono
sempre convinto, straconvinto che nell'ambito comunque della famiglia, ma anche nell'ambito della nostra società civile, la donna sia la figura perno attorno alla quale dobbiamo non solo basare la nostra attività anche politiche sulla propria programmazione delle politiche per la famiglia. E quindi per fare questo dobbiamo anche creare quelle condizioni, quegli strumenti per consentire ovviamente a quella che ritengo insomma la figura importante della nostra società civile di poter essere realizzata, di poter essere ovviamente anche accompagnata in tutte quelle che sono le possibilità di diventare madre, ma anche di essere lavoratrice. E quindi anche dal punto di vista sicuramente sanitario della salute credo che sia fondamentale garantire questa attenzione e anche quando ci sono diciamo lotte che riguardano i diritti nel cercare insomma che i generi siano davvero uguali per le opportunità che la nostra società dovrebbe dare, bisogna che anche l'uomo sia a fianco, così come bisogna che l'uomo sia a fianco anche nella lotta ovviamente, io sentivo prima verso diciamo contro quelle malattie che insomma sono oggi un problema molto sentito e che dobbiamo noi ovviamente essere non solo al fianco dal punto di vista morale e umano, ma anche cercare di supportare a livello istituzionale tutte quelle ricerche e soprattutto quei contributi e anche quelle specializzazioni che nel nostro paese fortunatamente sono diciamo di livello molto buono, ma che non bastano mai, perché quando si parla di salute, quando si parla di sanità, evidentemente il limite il confine è sempre molto stretto. Quindi da questo punto di vista io sono straconvinto, noi di Forza Italia abbiamo sempre cercato nell'ambito delle politiche della famiglia, di mettere la donna davvero al centro, anche perché, è un altro tema, dobbiamo davvero insieme pensare che la natalità nel nostro paese è un problema perché sta scendendo clamorosamente dal punto di vista statistico e noi invece dobbiamo rifondare la famiglia ripartendo proprio da questo punto di vista. Ma se lo vogliamo fare è ovvio che dobbiamo mettere nelle condizioni la coppia e quindi in particolare la donna di potersi sentire nelle condizioni di farlo e quindi non solo di essere, dicevo prima, lavoratrice, ma di essere in primis madre. Allora, Bozza, quello che mi preoccupa sono due cose in particolare: il fine vita e soprattutto questa donna che ancora nel 2025, dopo tanti maltrattamenti, deve lasciare la sua casa, andare in una casa rifugio, mentre il marito, il compagno, rimane tranquillo nella sua casa. Ecco, io penso che sarebbe utile e sarebbe anche tempo di portare via l'uomo, metterlo in queste case che dovrebbero essere anche per lui e non lasciare la donna completamente. Ieri mi parlava appunto un presidente di un'associazione che delle volte se ne vanno da casa neppure con un vestito, ecco, scappano letteralmente, non hanno niente di niente, con figli che devono lasciare la scuola, le case. Non pensa che anche qua la politica dovrebbe dare un segnale più forte? Ma perché deve andare via la donna dalla sua casa con i figli, perciò traumi su traumi, mentre lui nonostante queste sevizie deve rimanere nella sua casa, i domiciliari, ma poi anche col braccialetto elettronico che poi riesce ad andarla a trovare quando esce dal lavoro? Capisce che la politica deve dare un segnale forte? Cosa dice Bozza? Anche lei in Consiglio regionale, adesso non si, dopo ce lo dirà se ci sarà il terzo, il quarto mandato, il quinto per qualcuno, perché non si riesce più a capire niente, si chiude, si apre, noi nella confusione più totale, ecco, poi capite le difficoltà che abbiamo anche di partecipazione. Sarebbe tempo che la politica capisse invece che la figura da portare via è l'uomo e non la donna dalla sua casa, cercare di proteggere la donna ma nella sua casa e lui portarlo dove veramente non deve più nuocere. Prego Bozza. Ma guardi, allora, premesso che noi ad esempio il Consiglio regionale, come lei ben sa, abbiamo recentemente proprio approvato una legge per istituire l'osservatorio contro la violenza alle donne, perché riteniamo e abbiamo ritenuto fondamentale dare un segno anche dal punto di vista istituzionale a questo terribile, diciamo così, reato e comportamento che purtroppo si registra sempre più spesso.
e proprio per tutelare la figura della donna, che è chiaro che di fronte alla violenza è sempre la figura che è più debole e quindi va assolutamente aiutata e assistita in questo, e quindi conseguentemente anche quello che dovrebbe essere poi le decisioni che vengono assunte anche in sede chiaramente di tribunale, dove sappiamo comunque che la donna viene sempre valutata, specialmente quando ci sono i figli, come la parte più debole, quindi scattano sempre una serie di tutele. Però è evidente che ci sono dei casi come quelli che citava lei prima, che hanno bisogno sicuramente di un correttivo, hanno bisogno sicuramente di una soluzione diversa, perché è evidente che la donna inserita nel suo nucleo familiare e quindi nella sua casa deve essere il punto, diciamo, dal quale partire quando specialmente ci sono episodi di violenza. Poi quando ci sono ovviamente le separazioni o piuttosto che i divorzi, lì ovviamente sono altri tipi di casistiche e sono esaminati anche evidentemente con criteri diversi. Però nel caso ovviamente di una violenza sono perfettamente d'accordo con lei, e non per essere ridondante, ma ricordo che noi proprio abbiamo istituito in Regione Veneto un osservatorio composto proprio anche da figure professionali che hanno il dovere e il compito con questo ruolo proprio di creare, di metterci nelle condizioni, per quello che è di competenza ovviamente della Regione, perché noi non possiamo andarci a sostituire a quello che è il legislatore statale, quindi allo Stato, però quello che noi possiamo fare da questo punto di vista lo stiamo iniziando a fare, e devo dire anche con grande coralità e unanimità dal punto di vista politico, indipendentemente dalle appartenenze partitiche. Allora adesso andiamo, grazie Bozza anche per la chiarezza e soprattutto il supporto che sta cercando di dare. Io non parlo a nome di Mirella, io seguo questi casi. Pensi Bozza che ho seguito proprio questa donna con questi ragazzini, e questo ragazzino di 14 anni non voleva sapere di stare nella casa di comunità, scappava tutte le sere, lo trovavano nei gradini della sua casa e lui continuava a dire: questa è la mia casa, io voglio stare qua, io non vado là. Perciò io l'ho vissuto veramente sulla mia pelle il dramma di questo bambino. Voi capite perché io cerco sempre di dare la sponda a questi ragazzi sopra le righe, perché vivono dei contesti veramente drammatici e sono, guardi Bozza, nella solitudine più totale. No, Guardi, anzi, su questo se posso, sono assolutamente d'accordo, perché poi quando ci sono situazioni come queste dobbiamo sempre pensare ai minori, cioè ai ragazzi che subiscono involontariamente, perché poi sono chiaramente delle spugne, un effetto conseguente davvero devastante dal punto di vista morale e soprattutto dal punto di vista psicologico, e specialmente quando sono in un'età dove inizia la forma, la crescita formativa, e dopo si fa anche fatica a recuperare dei traumi che arrivano in un'età così precoce, per cui dobbiamo sempre stare davvero molto attenti, e quindi non solo tutelare la donna, ma dobbiamo anche pensare che quando ci sono i figli, quelli che poi subiscono questo trauma sono loro, e poi andiamo involontariamente a condizionarli in quella che è la loro crescita morale, formativa e psicologica, con delle conseguenze che spesso purtroppo danno anche degli esiti, non dico irrecuperabili, ma molto difficilmente poi una persona ritorna ad essere in un percorso formativo normale, con ovviamente le conseguenze che paga poi la società civile, e questo è un altro dato che dobbiamo registrare, e noi questa cosa dobbiamo cercare di scongiurarla preventivamente. Sa Bozza che delle volte penso che, sa che pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Non è che sia diventato anche un business la fragilità? Nel senso, cosa costa questa donna con i figli in questa casa di comunità? Perché io sento i sindaci che mi dicono le cifre, 120, 130 euro a testa, alle volte anche 150, e soprattutto giustamente sono seguiti da persone, dai professionisti seri, ma io ho molti dubbi, sa, io ragiono sempre a voce alta le mie riflessioni che faccio perché le vivo sulla mia pelle. Non è che forse sarebbe meglio investire nella famiglia
questo nucleo familiare, come dice lei, disperso, dove questo ragazzo mi dice non so neanche più chi è più mio papà, mia mamma, ho 2 papà, 2 mamme, 4 fratelli, non ci conosciamo. Guardi che c'è un disagio giovanile che se non curiamo ai pari, già ne abbiamo pochi, Bozza, come ha detto lei, se non curiamo quei pochi che a mio avviso poi sono nati tutti bravi, certo che trovarsi con certi genitori è mica facile crescere, questo è il vero dramma, non è colpa loro, c'è qualcuno che ha seminato male. Allora sentiamo questa donna invece che invece fa capire l'importanza invece di credere nella famiglia, nella donna. Avete sentito i valori, io avevo una famiglia che mi supportava all'ascolto, prego. Quello sì, no, ma volevo riprendere un attimo quello che hai detto prima, perché noi abbiamo una ragazza, Elisabetta, che diciamo finita la sua storia di violenza, tanti anni di violenza in famiglia, insomma il compagno che l'ha con 3 figlie, alla fine poi ha avuto il tumore al seno, perché poi il corpo ti presenta il conto, diciamo. Però con lei siamo state, abbiamo fatto testimonianza tante volte e l'ha fatto anche qui da voi, lo fa volentieri proprio per far capire le altre donne. Lei è stata salvata da un centro antiviolenza, è andata avanti molti anni, dentro la spirale della violenza non riusciva neanche più a capire che se era giusto o meno quello che subiva, perché dice lavaggio del cervello, perché comunque non sei più tu. Però una cosa che mi ha fatto veramente pensare, ed è quello che hai detto tu prima, a un certo punto ha trovato la forza, si è rivolta ad un centro e poi è stata, diciamo, di punto in bianco presa e messa in casa, in una casa protetta, lei con le figlie. E lei ha detto: ma perché io che non ho fatto niente e sono la vittima devo essere rinchiusa, non poter chiamare né vedere mia mamma, vedere nessuno? E lui, che è quello che è il cattivo, è lui, perché il cattivo, il carnefice, era libero di uscire. Cioè io mi devo nascondere perché lui non mi trovi, ma sarebbe veramente giusto il contrario. Ecco. È solo anni che lo dico, speriamo che qualcuno sì, batti un colpo. Sì, veramente è una cosa. Allora andiamo a vedere invece il nostro bravo regista Andrea Basso, è riuscito a trovarlo, cara Manuela, ecco qua il video che ci teneva tantissimo. Sono felice, Manuela, vedi? e poi lo commenteremo col consigliere Alberto Bozza, che è segretario di Forza Italia a Verona. Noi siamo le Amiche per la Pelle. Io sono Manuela Tonon, la presidente di Amiche per la Pelle, queste sono le mie ragazze. Io sono la vice. Ecco. Ma voi cosa fate? E la prima cosa che mi verrebbe da dire è casin, perché proprio detto così, perché ci piace tanto, ci piace l'allegria, perché i momenti sicuramente, ci sono dei momenti in questo caso un po' difficili, però la forza del gruppo aiuta tantissimo. Io sono viva! E adesso la vita
Questa voglia di vivere. Bozza, come commenta questo video? Cosa dice Manuela? Siamo vive. La politica come risponde a questo grido? Siamo vive, ci siamo, abbiamo voglia di divertirci, di vivere nonostante percorsi difficili che intraprenderemo. Prego. Beh, intanto complimenti perché insomma la forza travolgente che si percepiva da questo video dimostra ancora una volta come la donna veramente abbia un'energia insuperabile e sicuramente da questo punto di vista batte gli uomini tutti, quindi su questo non c'è alcun dubbio, ma questa è anche la dimostrazione del fatto che dicevo prima, cioè la donna è veramente il fulcro importante non solo della nostra società e della nostra famiglia, la dimostrazione è che di fronte anche a situazioni difficili riescono a trovare questa energia, questa forza, questa determinazione che è anche fortunatamente contaminosa in senso positivo, quindi è chiaro che noi dobbiamo aiutare da questo punto di vista cercando di stare vicini, stare ovviamente, come dicevo prima, anche attenti a quelle che sono le politiche di sostegno, perché è chiaro che l'aspetto morale, l'aspetto della solidarietà è importante, però insomma poi bisogna dare anche degli strumenti concreti perché questo avvenga. Io credo che Si è bloccata? Si è bloccata la connessione? Allora, sentiamo, eccolo qua. Efficiente, questo lo sappiamo. Però devo dire che da questo punto di vista, ecco, abbiamo tante realtà associative e sono contento che questo possa esserci e faccio i complimenti a questa associazione perché insomma in pochi secondi di video riuscite a trasmettere tutto il senso e il significato di quello che fanno e soprattutto anche tutti quei valori e quelle emozioni che penso vivano loro stesse e cercano anche di trasmettere. Quindi questa voglia pazza di vivere, che è un bel modo di comportarsi, di reagire soprattutto, e noi dobbiamo dare ancora più sostegno e alimento. Lo dico convintamente, non lo dico solo per convenienza, lo dico per convinzione e quindi da parte mia, da parte nostra ci sarà sempre la massima disponibilità e la politica non può far altro che porgere la mano e aprire la porta. La ringrazio Bozza per queste parole perché voi capite, penso Manuela, che facciano piacere, ecco, questo mondo politico che si apre, che si allarga, prego. Anzi, salutiamo anche il dottor Balestrieri perché non voglio dimenticarmi, ecco, volevo salutare anche il dottor Balestrieri, che avete visto. Responsabile scientifico col quale... lui ha sempre 100.000 idee e quindi poi pian pianino le mettiamo in pratica e guai se non ci fosse lui con noi da sempre. È stato il mio medico, il mio chirurgo, insomma adesso è un amico fraterno. Ecco. No, mi fa piacere che sia andato in onda il video che non riuscivano a trovare perché è proprio la nostra fotografia. Cioè, abbiamo voglia di vivere e la voglia di vivere viene fuori ancora di più dopo che hai rischiato di morire, ecco, diciamola così. E quindi è difficile vedere nelle nostre foto, vedere qualcuna che non sorride, perché fai proprio fatica a vederla, perché guai, fai fatica a vederla senza rossetto, perché il nostro, diciamo, il portabandiera Valentina guai se non mettiamo rossetto, e sono proprio contenta. Però visto che abbiamo fatto tante cose che dicevo ti dicevo prima che vedendole lì, cavolo, ne facciamo tante. No, abbiamo fatto, tra le altre cose, perché non ci occupiamo solo di quello e quindi magari porto a conoscenza anche del consigliere, un convegno abbiamo fatto per primo ad Oderzo a Calozio il 1° marzo e poi sono andata a Roma per fare praticamente il seguito, è stato fatto poi a Roma, sull'idrocefalo normoteso. Che cos'è? L'ho scoperto anch'io. Allora, è una, diciamo, malattia del cervello che viene spesse volte scambiata per Alzheimer o demenza senile o il Parkinson. Cosa succede? Che nel cervello, io lo spiego, diciamo che tutti possono capire, nel cervello si formano queste sacche di acqua che il cervello non assorbe e quindi la persona, e succede dai 60 ai 65 anni, inizia a camminare male, movimenti, si dimentica, uno dice l'Alzheimer, va a fare la visita e è Alzheimer, è demenza e viene curato, ma senza nulla togliere per amor di Dio ai medici, però ci sono degli esami specifici da fare che a volte non vengono fatti e quindi la persona viene curata per Alzheimer o per demenza
con tutti i relativi risvolti, quando invece noi abbiamo fatto questo convegno col professor Giampaolo Petrella di Roma, che segue e credo sia il più bravo in Italia o comunque che sta seguendo questa patologia, con un semplice intervento neurochirurgo, lui è neurochirurgo, toglie praticamente... Penso di averlo avuto ospite. Sì, devo averlo avuto ospite. Non credo lui, perché è venuto da Roma, è venuto solo da noi? No, via Skype. Allora non via lo so. Skype l'ho avuto ospite. E noi abbiamo fatto delle raccolte fondi per questa patologia e per la ricerca. E abbiamo avuto, guarda, a Roma, come posso dire, a testimonianza di un giornalista della RAI che ha detto: io ero un uomo finito, a 65 anni, ha fatto l'intervento, era lì felice e contento, e di questa cosa, come 10 anni fa del tumore al seno, non se ne parla ancora, ed è bene parlarne, perché più se ne parla più... Guarda, noi abbiamo l'onorevole Marchetto, la Marina Marchetto Liprandi lì a Oderzo, l'abbiamo coinvolta, l'abbiamo fatta madrina di questo progetto, e lei lo ha portato poi anche nelle sedi deputate in Parlamento, quindi è stata fatta una conferenza stampa, e quindi di questa cosa siamo anche particolarmente orgogliose, perché insomma domani tra un po' 60 li faccio io, potrebbe succedere anche a me, voglio dire, e quindi sapere che ci sono, comunque c'è chi studia anche questa patologia e ci fa uscire, diciamo, da quelli che sono i problemi, con i relativi risvolti, diciamo, della società, è tanta roba, ecco. Allora, io vorrei anche sentire il parere di Alberto Bozza per quanto riguarda il fine vita. Io ho avuto questa persona che non ce la fa più, io non riesco a farle vedere l'intervista, era ospite qui con Mirella, poi l'abbiamo fatto vedere diverse volte, dove dice: se chi mi dice di no provasse quello che sto provando io, i dolori, ecco, alzarsi tutte le mattine, tutti i giorni con questa terribile patologia, io poi penso che deciderebbero in altra maniera. Io non ce la faccio più, lasciateci decidere noi quando è tempo di andarsene. Qui è un capitolo difficile, Bozza, c'è chi vuole vivere, però c'è anche chi ha il diritto di decidere della propria vita. Sono dolori infiniti, atroci, ma come volete vedermi in un letto, un relitto umano? È questo che volete vedere di me? Bozza, lei come la vede questa situazione? Perché bisognerà pure affrontarla prima o dopo. Prego. Ma sì, io credo che sia una questione sicuramente sanitaria, scientifica dal punto di vista medico, ma soprattutto anche una questione molto, molto sentita dal punto di vista morale. Io credo che l'unico organo che debba scegliere come disciplinare al meglio questa delicata e complicata materia sia il legislatore nazionale. Noi non possiamo pensare di relegare alle regioni la scelta di come comportarsi, rischiando di creare, diciamo, la migrazione, no? Da una regione all'altra di persone a seconda di quello che è il regime legislativo che ogni regione può adottare in maniera differente. E quindi io credo che sia nell'interesse di un principio di un diritto così alto, fondamentale, che decida il Parlamento. È chiaro che c'è tutta una serie di confronti che bisogna mettere ovviamente sul tavolo, perché da una parte oggi già ci sono delle procedure che consentono comunque di arrivare al cosiddetto fine vita qualora si presentino determinati requisiti e situazioni che vengono valutate da comitati scientifici medici e che ovviamente poi hanno anche il via libera. Chiaro, i tempi sono purtroppo a volte un po' più lunghi rispetto magari alle esigenze e alle aspettative del singolo richiedente, ma oggi comunque una prassi consolidata per arrivare a fare la richiesta esiste anche a livello addirittura regionale. Quello che bisogna affrontare è a livello sicuramente nazionale, creando anche le condizioni per, e su questo io sono sostenitore, per anche una rivisitazione di quelle che sono le politiche sulle cure palliative, perché spesso le persone che si trovano in situazioni disperate sono anche diciamo abbandonate dal punto di vista anche psicologico, dal punto di vista anche della famiglia, dell'assistenza alla famiglia, per cui io credo che
in Italia dovremmo investire molto di più sulle cure palliative, proprio perché siano di aiuto e di sostegno non solo ai pazienti, alle persone che sono affette da malattie, ma anche ovviamente a chi sta vicino a loro e ai loro cari, perché devono essere accompagnati per mano in un percorso complesso e complicato, ma che può anche avere in quella fase, in questa situazione, anche degli aiuti, degli sostegni. Molto chiaro, che Bozza, possono devo anche... correre perché manca un minuto, terzo mandato, quarto per qualcuno sì, terzo mandato no, come andrà a finire perché non ne possiamo più. Segretario, ci dica qualcosa? Ma guardi, io le dico che penso che la parola l'abbia espressa comunque il Consiglio di Stato recentemente, quindi convalidando la legge che oggi c'è in Italia, cioè massimo 2 mandati. Io credo che la discussione sul terzo mandato sia giusto aprirla. Noi di Forza Italia siamo per un'idea ben precisa, cioè contrari, perché riteniamo che ci sia necessario cambiare dopo 2 legislature, soprattutto per le regioni, perché hanno chiaramente un centro di potere politico molto significativo. Io mi auguro che presto si chiuda questa vicenda di discussione, che per noi è già chiusa dal punto di vista giuridico e anche politico, perché dobbiamo subito oggi parlare dei problemi dei veneti, dei problemi che riguardano i nostri concittadini e già iniziare a programmare quelle che sono le risposte concrete nel nostro programma a questi problemi e al governo del centrodestra nella nostra regione, indipendentemente da chi sarà il governatore. Spero in un centrodestra unito e lavoriamo in questa direzione. Grazie. Di certo questa telenovela, passatemi il termine, forse sta un po' stancando, perché bisognerebbe concentrarsi più sui temi concreti. Grazie Alberto Bozza, consigliere della Regione Veneto, neonominato segretario di Forza Italia a Verona. Grazie a Manuela Tonon, presidente Amiche per la Pelle. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Oggi per voi è un momento dolce. Sarà una giornata dolce in compagnia delle nostre banane flambè. Oggi vi presentiamo un dessert simpatico, la banana flambè. Per preparare questo piattino abbiamo bisogno chiaramente di alcune banane, di un arancio, di un limone, un po' di zucchero, del burro, come decorazione un po' di scaglie di cioccolata e, se lo gradite, un fiocchetto di panna montata. Allora iniziamo con il preparare le nostre banane. Dopo averle pelate le possiamo tagliare o in questa maniera, oppure, se lo gradite, possiamo tagliarle anche a metà per la loro lunghezza, però poi in cottura è più facile che si rompano. Le disponiamo su un piattino e le schizziamo con un goccio di limone affinché non anneriscano. Eccoci qui. Mentre le banane riposano, noi andremo a scaldare la nostra padellina, ci uniremo un fiocchetto di burro e lo mettiamo a sciogliere sul fuoco. Mentre il burro si scioglie, prendiamo delle bucce di arancia e delle bucce di limone e le tagliamo fini in modo da creare delle zeste, praticamente un filet che andremo a versare nella padellina con il burro sciolto. Ecco qui, 5 secondi che si aromatizzi, dopodiché ci appoggiamo dentro le nostre banane. Riportiamo il tutto sul fuoco e lasciamo che la banana venga leggermente insaporita. Quando la banana si è un attimo ammorbidita nella parte in cui tocca sulla padella, andiamo a girarla ed andiamo a bagnarla
con un goccio di succo di limone ed un goccio di succo d'arancio. Vedremo che all'interno della padella si crea pure un leggerissimo sugo che poi ci servirà. Ecco, adesso le lasciamo riposare un minutino con un fuoco basso e mentre le banane si riposano le sporchiamo con un pizzico di zucchero che andrà a sciogliersi e aiuterà ad addensarsi al composto che c'è sotto. Ecco, mentre le nostre banane si riscaldano all'interno, noi prepariamo il piattino prendendo 2 rondelline di arancia, 2 rondelline di limone e prepariamo la decorazione del nostro piatto. Ecco, le banane nel frattempo sono pronte ed andiamo, prima di servirle, a bagnarle con un piccolo goccio di rum che ci darà un leggero sapore simpaticissimo. Ecco. Ora, come potete vedere, il rum ha creato una salsa densa, per cui possiamo prendere le nostre banane, le disponiamo nel piatto. Come dicevo prima, questa purtroppo si è spezzata, ma noi la ricomponiamo, nessuno ha visto niente. 2 o 3 di queste piccole rondelline, completiamo il piatto con un po' della cremina che si è formata, che è molto gustosa, 2 scagliette di cioccolato fondente che a contatto con il calore della banana si scioglieranno, e se siamo proprio golosi con una bella cucchiaiata di panna montata che ci farà perdere un po' di più la linea. A voi, buon appetito!